Terzo giorno della Fiera Quattro Passi, terzo giorno di Radio Quattro Passi, la diretta streaming che racconta la 12ª edizione della manifestazione dedicata ai settori della cooperazione, dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente. Sono le 15:06, Patrizia Pallara al microfono, Eddie in regia, io mi presento, sono di Radio Articolo 1, uno dei partner di questa fiera proprio per questa diretta streaming. Siamo al terzo giorno appunto di Radio Quattro Passi. Prima un brevissimo focus sulla fiera per ricordare ai nostri ascoltatori e a chi ci ha seguito anche ieri e l'altro ieri quali sono i temi centrali di questa fiera. Futuro al lavoro è il tema scelto per la Fiera Quattro Passi, che è organizzata, lo ricordiamo, dalla Cooperativa Pace e Sviluppo di Treviso, che è la prima organizzazione di commercio equo e solidale in Veneto per attività, fatturato e numero di volontari, è terza in Italia. Noi siamo qui a Treviso al Parco Sant'Ermio, sede della provincia di Treviso, un posto meraviglioso, per chi viene da fuori come me veramente lascia a bocca aperta il parco esterno e anche la struttura di recente ristrutturata. Siamo al terzo giorno della fiera, terzo e ultimo giorno per questo fine settimana, oggi è il 1° maggio, poi vi ricordo che la prossima settimana, il prossimo fine settimana, il 6 e il 7 maggio, la fiera tornerà sempre qui. Abbiamo in scaletta tantissimi ospiti per questo pomeriggio per parlare di questi temi, dei temi trattati dalla Fiera Quattro Passi, ma non soltanto. Vedete accanto a me il primo ospite di questo pomeriggio, Alessandro Franceschini, coordinatore della fiera e componente della cooperativa Pace e Sviluppo che organizza la fiera. Buon pomeriggio Alessandro, ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Allora, possiamo fare già un primo bilancio di questo primo fine settimana della fiera? Come sta andando secondo te? Sì, è andato decisamente bene, abbiamo anzi forse avuto troppi visitatori rispetto alle previsioni, infatti abbiamo finito i panini praticamente a metà mattina, però devo dire è stata una giornata, quella di ieri, è stata una giornata per noi storica perché abbiamo avuto 20.000 visitatori in un giorno, che è stata un numero veramente impressionante, e anche oggi, grazie anche alla collaborazione con CGIL e Cisle Will, che hanno organizzato all'interno della fiera la loro appunto manifestazione del 1° maggio e il concerto che adesso sta per prendere il via, è stato veramente una giornata record ed è la prima volta che noi ci sperimentiamo appunto in un giorno festivo che non sia un weekend. Veramente la fiera come tipo di proposte, come soddisfazione degli espositori e anche diciamo come clima generale, perché appunto il fatto di essere un parco aiuta al fatto che siano tutti piuttosto rilassati e passino una bella giornata, e ci ha aiutato molto, e questo fa sì che la Fiera Quattro Passi ormai sia un appuntamento abbastanza fisso per il nord-est. Noi, lo ricordo, siamo in diretta streaming sul sito della Fiera Quattro Passi e siamo in diretta streaming anche su YouTube, e poi ci possono ascoltare qui i visitatori che passano dal foyer dell'auditorium della provincia di Treviso. Allora Alessandro, il primo bilancio mi sembra positivo, perché però organizzate questa fiera da 12 anni? Ogni tanto ce lo chiediamo anche noi. Dunque, di fatto è nata un po' come una festa della cooperativa del commercio equo solidale, che poi si è un po' aperta a diciamo, i nostri compagni di strada, per cui il biologico, l'economia solidale in generale, quindi la finanza etica, il turismo responsabile. Poi man mano sono entrati i gruppi d'acquisto, sono entrati tutta una serie di soggetti che hanno fatto rete con noi. Negli ultimi anni abbiamo collaborato molto bene anche con il Centro Servizi per il Volontariato e con i sindacati, per cui di fatto questa fiera dell'economia solidale e sostenibile, da una festa di quasi appunto di privata, è diventata diciamo, un evento veramente importante che muove ormai tra le 50 e le 60.000 persone come visitatori, 150 espositori e un gran numero poi di eventi collaterali. Infatti si può dire la Fiera Quattro Passi è la più importante fiera di questo settore, del settore dell'equo e solidale del nord-est. Sì. Ed è la seconda a livello nazionale ormai, dopo Milano. Fa la cosa giusta di Milano, quindi insomma un bel primato. Ecco, anche se, soprattutto perché è nata in casa prima come appunto un ritrovo tra amici, e poi è diventata una cosa così accogliente, così. Allora, una cosa importante, a noi piace molto parlare, a noi anche di Radio Articolo 1 piace molto parlare dei temi, dei contenuti. Questa fiera in 5 giorni si declina su 5
tematiche diverse, sono 5 argomenti che vengono proposti ogni giorno. Quali sono, Alessandro? Allora, per tutti i visitatori, quest'anno tutti i visitatori sono stati proprio sono stati coinvogliati in un percorso obbligato all'entrata per farli entrare in una sorta di padiglione zero che abbiamo pensato con 5 parole chiave che sono declinate poi una in ciascuno dei giorni dell'apertura della fiera. E le 5 parole sono partecipazione, dignità, primo maggio, che appunto è oggi, l'abbiamo proprio voluta come parola della fiera, poi sostenibilità e innovazione, perché sono 5 chiavi di lettura in base alle quali abbiamo organizzato anche tutto il programma culturale della fiera e sulle quali appunto vorremmo ragionare insieme agli ospiti, insieme a tutti quelli che si occupano appunto di lavoro e soprattutto di lavoro all'interno dell'economia solidale e sostenibile, perché effettivamente siamo convinti che questo tipo di settore, che ancora è un settore diciamo abbastanza marginale, abbastanza di avanguardia rispetto all'economia nazionale e internazionale, però stia dando dei numeri interessanti e stia creando un'occupazione crescente di qualità. Proprio questo è un elemento centrale della giornata di oggi. Oggi è la festa del lavoro e la festa dei lavoratori, infatti abbiamo avuto qui alla Fiera Quattro Passi il comizio di CGIL Cislewill, tra un po', tra pochissimo, dovrebbe cominciare anche il concerto del 1° maggio di Treviso che viene ospitato quest'anno dalla fiera. Allora, il tema del lavoro, tu ti occupi di queste tematiche del solidale, dell'equo da molti anni, anche se sei giovane, si può dire. Grazie. Allora, il trade union tra il lavoro e l'equo e solidale, perché secondo voi, secondo la cooperativa, secondo il punto di vista di chi è qui, quindi che è ospitato in questa fiera, il tema del lavoro e del lavoro equo è così importante anche per il futuro? Allora, il commercio ecosolidale non è nato per fornire prodotti etnici o prodotti coloniali diversi dal mercato tradizionale semplicemente dal punto di vista della qualità o del packaging, ma è nato proprio perché voleva portare delle condizioni di lavoro più eque e sostenibili, quindi tutto il tema del prezzo pagato per la materia prima nei paesi del sud del mondo. Negli ultimi anni, questo 30 anni fa, il prossimo anno, anzi 35 anni fa, perché nel prossimo anno si festeggeranno i 35 anni di Altromercato, okay, che è l'Organizzazione Nazionale di Commercio Equo, e la cosa importante è capire che appunto il commercio equo nasce proprio per un'esigenza di portare condizioni di lavoro eque nel sud del mondo, comparabili a quelle diciamo che almeno nella maggioranza dei casi insomma, ci sono nei paesi del nord. Poi questa cosa si è diciamo, avuto un'evoluzione negli anni perché molto spesso le condizioni di lavoro, di sfruttamento che vedevamo nei paesi del sud del mondo sono tornate in Italia. Quindi negli ultimi anni, per esempio, condizioni di lavoro endemiche delle piantagioni di banane, di caffè o di cacao ce le siamo trovate nelle piantagioni di pomodori del sud Italia, ma anche tutto sommato in certe produzioni di frutta dell'Alto Adige o di vino nel Veneto o nel Piemonte o anche in Toscana. Ecco, per cui infatti il commercio ecosolidale si è molto aperto. Noi proponiamo qua per la prima volta una campagna che si chiama Tomato Revolution, che offre pomodori italiani del commercio ecosolidale appunto coltivati da cooperative che combattono il caporalato in Puglia, in Sicilia, in Calabria e in Campania, per cui sono effettivamente strettamente collegati il tema del lavoro e quello del commercio equo, anzi direi che tutto sommato sono la stessa cosa, che noi abbiamo sempre avuto uno sguardo più verso il sud del mondo rispetto diciamo, per esempio ai soggetti sindacali che si occupano di lavoro qui in Italia, però diciamo, siamo veramente della stessa famiglia. La prossima sfida quindi, Alessandro, è rendere queste esperienze economicamente sostenibili. Sì, ancora di fatto non lo sono, un po' per volumi, un po' perché ancora è un tipo di economia che si regge soprattutto, lo si vede qua in fiera, sul lavoro volontario. Però di fatto noi ci vantiamo anche del fatto che è l'unico settore dell'economia che muove persone a gestire per esempio un negozio in modo totalmente volontario, per cui il tema in questo senso può sembrare contraddittorio perché il lavoro e il volontariato non sono la stessa cosa, okay? Perché c'è un discorso di salario in mezzo che appunto fa la differenza, però l'impegno che sta alla base di entrambi diciamo, i campi è un impegno comune ed è il tema della sostenibilità, è un tema centrale.
Alessandro Franceschini, coordinatore della Fiera Quattro Passi, non ci perdiamo di vista perché tanto sei sempre qua in giro, e della cooperativa Pace e Sviluppo che organizza la fiera. Grazie per essere stato con noi. Buona diretta. Buon proseguimento. E adesso dicevamo, il tema di oggi è il 1° maggio, il tema di oggi è il lavoro naturalmente. Chiamo a intervenire i 3 rappresentanti dei sindacati confederali, CGIL, CISL e UIL, che organizzano il 1° maggio in tutta Italia, quindi anche a Treviso. Ve li presento: Giacomo Vendrame, segretario generale della CGIL di Treviso. Buongiorno a te. Cinzia Bonan, segretario generale della CISL di Treviso e Belluno. Buongiorno a tutti. E Brunero Zacchei della UIL di Treviso e Belluno. Buongiorno. Allora, il tema di oggi che avete affrontato nel comizio che c'è stato appunto questa mattina alle 10 era quello della legalità. Avete messo al centro questa tematica. Io volevo capire innanzitutto una domanda che farei, e poi se tutti e 3 volete rispondere ben venga. Che significato ha oggi, nel senso nel tempo moderno, contemporaneo, festeggiare il 1° maggio come lo festeggiamo tuttora? Festeggiare il 1° maggio è particolarmente importante perché tutti i lavoratori si fermano e in qualche modo assieme festeggiano un giorno dedicato a loro. E penso che questa, che è una festa che vale per tutto il mondo, è l'unica festa che vale per tutto il mondo, sia una festa in cui insomma si possa condividere il fatto di essere lavoratori, e quindi una parte importante, non l'unica, si sa che non è l'unica, ma una parte importante della società. Penso che oggi come in passato essere tutti assieme, in qualche modo rivendicare alcune battaglie e dall'altro canto insomma essere anche orgogliosi di essere lavoratori sia particolarmente importante, a maggior ragione se viviamo periodi difficili come quello contemporaneo, come gli ultimi anni purtroppo della crisi ci raccontano quotidianamente. Forse dobbiamo gridare ancora di più il 1° maggio. Cinzia Bonan, che cosa dici? Dobbiamo rivendicare ancora di più il fatto di essere lavoratori e di difendere i nostri diritti? Ma sicuramente dobbiamo rivendicarlo per 2 motivi, per quanto mi riguarda, importanti. Il primo è sicuramente che lavorare in regolarmente è l'unico modo onesto per percepire il denaro. Qui abbiamo avuto un po' un'invasione di campo da parte della finanza che ha distratto diverse quantità di denari, e abbiamo anche visto purtroppo, per chi gli è capitato, cosa è successo, per cui poi sono disastri che il territorio socio-economico paga. Mentre il lavoro, quello vero, quello che produce, e il contesto di Fiera Quattro Passi oggi non è casuale, proprio perché valorizza il lavoro vero, persone che vogliono recuperare e con i loro lavori e i loro mestieri portare la creatività e le cose buone che fanno star bene la gente. L'altra cosa appunto è quella che il lavoro va assolutamente tutelato, perché dà dignità giustamente alle persone, rende libere, perché essere autosufficienti economicamente è l'unico modo per essere liberi e generare pertanto anche democrazia, perché i condizionamenti, anche quelli economici, purtroppo portano sempre a derive poco piacevoli per le società. Brunero Zacchei, segretario della UIL Treviso e Belluno, da dove arrivano le minacce alla democrazia e ai diritti oggi? Dalla trasformazione della società. Oddio, stamattina abbiamo spiegato ai giovani che, pur essendo una festa di 100 anni, è ancora attuale, perché, come diceva il Turati, finché ci sono delle rivendicazioni da portare avanti e delle sofferenze, il 1° maggio è sempre attuale, e nella società di oggi le sofferenze, ahimè, sono tante. Il tema della legalità, chiedo sempre a te, qui a Treviso, quanto è importante? Perché lo avete portato sul palco oggi? L'abbiamo portato sul palco perché è un virus che certamente nuoce alla ripresa dell'economia, qualora riuscissimo a incanalarla nei giusti binari. L'unità sindacale, Giacomo Vendrame, il 1° maggio i sindacati si ritrovano uniti, sempre. Siccome è la festa dei lavoratori, noi ne siamo solo i rappresentanti, mettiamola così, la proprietà della festa è dei lavoratori, e quindi è giusto in qualche modo ed è importante che sia sempre unitaria. Non è sempre possibile farlo, perché alcune volte
purtroppo, dico io, ci dividiamo, ma penso insomma che questo 1° maggio ci vede uniti, tra l'altro ci vede uniti su un tema fondamentale come quello della legalità, perché a Treviso spesso, se si condivide il tema della legalità sotto il profilo del principio, a volte poi nella concretezza invece è un'adesione un po' di superficie. Pensiamo invece che bisogna alzare gli anticorpi, alzare le antenne, perché purtroppo poi quando la situazione peggiora è troppo tardi magari per intervenire. Alzare gli anticorpi, e penso che il sindacato sia uno di questi, della società civile, della società, sia fondamentale, e cercare di fare soprattutto cultura della legalità, perché è l'unico antidoto vero per evitare che poi la situazione della legalità, o meglio la situazione dell'illegalità, si sparga a macchia d'olio, perché anche il nostro territorio è stato testimone purtroppo di situazioni di grosse criticità. Bisogna intervenire e su questo essere radicali, perché senza legalità non c'è sviluppo, e noi sappiamo che dove c'è legalità c'è buon lavoro, dove c'è buon lavoro c'è buona impresa, e questo serve per fare in modo che il benessere sia più diffuso possibile e ci sia il giusto sviluppo, come questo territorio in parte ha conosciuto. Purtroppo da 7 anni a questa parte anche il nostro territorio vive situazioni di enorme difficoltà. Ecco, quanto, questo volevo chiederti Vendrame, quanto la crisi in effetti ha favorito l'ingresso dell'illegalità in questo territorio? Noi sappiamo che il nostro territorio è terreno fertile, perché quando è ad esempio una realtà produttiva fatta di piccole e medie imprese bassamente capitalizzate e hanno la necessità di liquidità, e questa liquidità non arriva più come prima dal sistema bancario, chi arriva con capitali notevoli di dubbia provenienza però trova terreno particolarmente fertile nei fallimenti, in qualche modo in recuperare aziende. Poi purtroppo la finalità di quei capitali è semplicemente essere ripuliti, ma non stanno sicuramente attenti a quello che sono le ricadute nel territorio di quelle imprese, e in particolare poi le conseguenze si vedono immediatamente sotto il profilo dell'occupazione, perché è evidente, noi ne siamo, sentinelle, quando il lavoro incomincia a vacillare siamo sempre in presenza di situazioni di criticità e a volte anche in vere e proprie situazioni di illegalità. Sviluppo. Questa parola, Cinzia Bonan, che cosa ti fa dire quando si dice stiamo parlando di legalità ma puntiamo allo sviluppo? Qual è la strada? Diciamo che qui nel nostro territorio la parola sviluppo, come ho ricordato stamattina, la conosciamo bene, perché quello che c'è è stato fatto quasi dal nulla, nel senso che questa comunità negli ultimi 60 anni ha veramente passo su passo costruito il benessere e la piena occupazione che abbiamo conosciuto. E pertanto tutti gli ingredienti per poter ricominciare a camminare, secondo me, ci sono, per rimettere insieme. Adesso che è passato un po' l'onda d'urto, che non sapeva dove andavamo a finire, ma che ci siamo resi conto che l'economia oggi è di una velocità che rischia di lasciare al territorio segni e danni anche indelebili. Bisogna ritrovare appunto la modalità corretta per ripartire con il lavoro, con il buon lavoro, e dopodiché credo che queste componenti porteranno anche nel territorio tutte quelle conoscenze e quei saperi che potranno produrre appunto quel sviluppo, che deve essere uno sviluppo diverso di quello che avevamo a un certo punto impattato con il troppo lavoro, con i troppi capannoni che in questo territorio avevano assolutamente deturpato anche le cose belle. Adesso vedo che c'è più la capacità di valorizzare e recuperare l'esistente, e per cui credo che anche questa crisi abbia, mi auguro, insegnato qualcosa. Lavoro, buon lavoro, noi di Radio Articolo 1 ne parliamo sempre, noi siamo qui invece a Radio Quattro Passi, ma il tema, essendo il 1° maggio, è proprio questo, il lavoro e il buon lavoro. A te, Zacchei, volevo chiedere quanto buon lavoro c'è a Treviso e secondo te in tutto il Veneto? Ma guarda, il Veneto purtroppo non è più la locomotiva d'Italia, siamo scesi al 5° posto. Ovviamente ci sono da fare molte riflessioni su questo, perché per quanto riguarda lo sviluppo non ci può essere sviluppo economico se non c'è anche sviluppo sociale. Noi lo ribadiamo che il futuro deve poggiare su 3 pilastri, sull'economia ma anche sul sociale,
e sull'ambiente. La fiera viene a fagiolo su questo. Abbiamo delle grandissime contraddizioni che possono sembrare fuori tema, ma per esempio il 22% delle famiglie a Treviso ha dovuto ridimensionare e cambiare anche le abitudini alimentari, però qui nella provincia di Treviso c'è uno spreco di cibo equivalente a 5 euro a settimana a famiglia. Altre contraddizioni: nel Veneto siamo al secondo posto in Italia per spesa pro capite per curarsi privatamente, ma ahimè siamo al nono posto per il numero di coloro che non ce la fanno a curarsi e per problemi economici rinunciano a curarsi. Quindi ci deve essere uno sviluppo che tiene conto non solo dei problemi dentro la fabbrica, del settore produttivo, ma complessivamente del nostro essere, del nostro vivere quotidiano. Quindi quello che ci stai fotografando è anche una città con delle contraddizioni date anche probabilmente dalle capacità di spesa reddituali delle famiglie. Forse è una città come tante altre abituate al passato e adesso dovrà riorganizzarsi rispetto a quelle che sono le prospettive future e confrontarsi anche con il resto dell'altro mondo. Una parola da parte di tutti e tre i segretari sul 1° maggio, che sia una definizione, che sia una battuta, come dire, un messaggio da lanciare ai nostri ascoltatori. Beh, rispetto a quello che ha appena detto Brunero, io penso che una parola fondamentale sia uguaglianza, perché purtroppo la crisi ci ha restituito una società molto diseguale, ancor più diseguale di prima, e quindi penso si debba lavorare per fare in modo che attraverso il lavoro in particolare e il buon lavoro si crei una società più uguale, più giusta e più equa. Penso che questo debba essere un impegno di tutti. Cinzia, una parola sul 1° maggio? Chiudo da dove sei partita tu. Il 1° maggio per molti ormai è diventato la festa dei sindacati e non più la festa del lavoro. E ricordo che sindacato vuol dire far giustizia insieme, per cui di 1° maggio per fortuna ce n'è sempre bisogno, ma ogni anno tornano. Ma io ritorno un po' a questo 1° maggio duale che facciamo, la mattina comizio e la sera musica, e voglio dire questo: siccome c'erano molti giovani stamattina, ricordare ai giovani che in questa società i grandi cambiamenti non l'hanno fatto la guerra, ma l'hanno fatto giovani attraverso lo strumento della musica, e quindi è un buon auspicio. E proprio di musica parleremo, rimanete con noi, io vi saluto, vi ringrazio. Giacomo Vendrame, segretario della CGIL di Treviso, Cinzia Bonan, segretario della CISL Treviso e Belluno, e Brunero Zacchei, segretario della UIL di Treviso e Belluno, per essere stato con noi. Arrivederci, grazie. E dicevamo, intanto mi ricordano di ricordare, di invitare chi sta ascoltando anche qui nel foyer dell'auditorium ad entrare, se volete seguirci, se volete seguire questa diretta. Noi adesso potete anche dare un'occhiata a quello che sta accadendo fuori. Il tempo a Treviso sta reggendo a malapena, sì, e abbiamo una telecamera puntata verso la fiera Quattro Passi, per illustrare un po' questo passaggio di pubblico interessato agli stand, agli espositori e anche ai tanti laboratori che si stanno svolgendo in questo istante in contemporanea con questa diretta streaming. Dicevamo, tra pochissimo comincerà il concerto del 1° maggio, il concerto dedicato al lavoro e ai lavoratori, come abbiamo sentito finora, e devo dire che appunto proprio prima che parta il concerto vogliamo raccontarvi la musica che ci sarà qui sul palco del 1° maggio. Sono stata magicamente raggiunta da una band, da un gruppo molto circondata, sì, si chiamano Radio Mondo. Buongiorno intanto, buon pomeriggio, anzi bentrovati. Maurizio Camardi, ideatore del progetto, David Sotochero, chitarrista, eccolo qui, José Maria Antonio Molina, percussionista, e poi Mulay Niang, batterista, e poi abbiamo anche un'altra Miranda Cortez alla fisarmonica. Bentrovati. Allora voi tra un poco salirete sul palco, ma io volevo innanzitutto raccontare la vostra storia, perché siete un'orchestra multietnica formata da 7, giusto? Siamo in 7 e rappresentiamo artisti. 5 nazionalità diverse. Quindi più multietnica di così. Come siete nati? Abbiamo Cuba, abbiamo Francia, Perù, Senegal e Italia.
Benissimo, come siete nati? Ma siamo nati, diciamo che questa orchestra nasce dalle ceneri di un progetto più ampio che era l'orchestra La Banda di Vianelli, che era nata alcuni anni fa, aveva usufruito di un finanziamento di una fondazione bancaria ed era un'orchestra molto più ampia perché eravamo 15 elementi ed è stato un modo per conoscerci, per unire culture diverse. Dalle ceneri di quell'esperienza poi è nato questo gruppo un po' più ridotto, che è appunto l'orchestra Radio Mondo, con l'aggiunta poi di 2 elementi nuovi che sono Rachele Colombo e Miranda Cortés. E da questo progetto che era più ampio, adesso siete 7, ma siete sempre multietnici e siete sempre, diciamo, da diverse nazionalità, diverse culture. Innanzitutto, come riuscite a lavorare insieme? Ma io credo che la musica sia una di quelle cose che permette, uno di quei linguaggi che permette di trovare una sintesi delle appartenenze e delle derivazioni culturali. In fondo la musica è un gioco in qualche misura e anche a latitudini diverse si gioca un po' allo stesso modo, per cui diventa facile trovare una sintesi tra le varie culture, tra le varie esperienze. È bellissimo perché poi anche musicalmente spesso scopriamo che alcune matrici ritmiche o melodiche sono comuni a tutti quanti, cioè sono comuni alla musica africana come alla musica cubana, come alla musica francese, alla musica italiana, e per cui mettere insieme queste cose alla fine fa uscire un linguaggio che, come diceva prima Mulai, non è per forza integrazione, ma è un linguaggio altro che nasce insieme, si costruisce insieme. E quindi che tipo di musica fate? So sempre che parlare in radio e in televisione di musica senza farla ascoltare è sempre una cosa limitativa, però dacci una definizione. Ma diciamo che l'ambito può essere quello della world music in senso ampio, nel senso che è un progetto che prende musiche dalle varie parti del mondo, però abbiamo anche molti brani originali che abbiamo scritto in funzione proprio anche dell'organico e della situazione musicale che abbiamo a disposizione con questo gruppo. Chi scrive, chi suona, chi arrangia, come funziona? Arrangiamo più o meno tutti insieme, è un progetto collettivo da questo punto di vista. La scrittura magari fino adesso delle cose originali magari ha riguardato più me, ma non è detto che debba essere così sempre. Poi suoniamo tutti, alcuni cantano anche oltre a suonare, quindi abbiamo un po' di tutto. Questo progetto nasce anche per le strade o mi sbaglio? No. Cioè perlomeno non l'abbiamo mai usato in situazione tipo street band o cose di questo genere, però non è escluso che è un'idea. Potrebbe avere anche una finalità sociale se già non ce l'ha. Potrebbe averla, diciamo che secondo me già il fatto di mettere insieme tanta gente di tanti posti diversi, tante esperienze diverse è già un qualcosa che va verso una direzione sociale e quindi sicuramente potrebbe averlo. Beh, più rappresentato così, diciamo, la multietnicità e il mondo non c'è. In quale lingua parlate, giusto per sapere? Tra di noi? Sì, tra di voi. No, italiano. Come in famiglia. Italiano. Ok, invece sulla musica... Rispondete anche voi perché... Sì. Invece sulla musica come fate quando c'è qualcosa da scrivere, da interpretare, quale lingua preferite usare? Innanzitutto il linguaggio della musica che è universale e che chiaramente avendo un poco tutti una certa esperienza musicale, comunque questo ci dà la possibilità di trovare sempre dei punti in comune, no? Che alla fine vengono tradotti in una sola lingua, cioè nel senso che la lingua musicale si può parlare di note musicali, si può parlare di stile musicale, però comunque sono consone a tutto quel bagaglio culturale che abbiamo un poco tutti dentro l'orchestra, il gruppo come tale. Allora, il 1° maggio è il tema di oggi, quindi vi devo fare una domanda per forza sul lavoro. Voi come lavoro fate i musicisti o avete altri lavori? Proviamo, visto che non viene considerato un lavoro purtroppo, però... Non viene considerato un lavoro in Italia o in generale, secondo te? Direi un po' dappertutto. Insomma. È molto complicato fare di questo un lavoro. Sì, perché purtroppo la musica, secondo me, la mia esperienza... Io vengo da un paese dove la cultura, la musica è trattata come un modo di anche condivisione, comunicazione, integrazione, e quindi mi alzo? No, avvicinati al microfono. No, ho paura di urlare. E allora, per esempio a Cuba la musica, la cultura
comunque è anche aiutata da, non lo so, delle istituzioni politiche, eccetera, eccetera. Purtroppo, devo dire la verità, non è la stessa cosa che vedo qui, nel senso che l'arte, paradossalmente, che è nata qui in Italia, dovrebbe avere più attenzione da quelli che si dedicano, non so, a dare più attenzione al calcio, senza entrare in polemica, perché anche se mi piace il calcio. Però purtroppo non abbiamo quell'appoggio che sicuramente la musica ha bisogno, l'arte ha bisogno come tale. Quindi questo potrebbe essere un modo di dire nella festa del lavoratore la musica è importante anche per questo, per condividere, per comunicare, per unirci, no? Per coesistere. Dovrebbe avere più appoggio, secondo me, sicuramente. Direi anche qualcosa a proposito. Prego. Vorrei dire qualcosa su questo argomento. Io sono stato scioccato quando sono arrivato in Italia e ho chiesto: ma l'artista è riconosciuto dallo Stato italiano? No. Cioè, in Italia il mestiere di artista non esiste. È scandaloso. 70% del patrimonio artistico del mondo è in Italia e qui l'artista non è riconosciuto. Questo dovrebbe bastare, non serve che andiamo avanti. Paradossale. Miranda, cambiando argomento, non sia troppo difficile? No. Allora, una donna in una band di uomini, come riesce a... Due donne. Siamo due donne, allora mi sento più l'avete nascosta forte. prima però, Insieme a me c'è la mia compagna di viaggi, Rachele Colombo, quindi siamo due donne e io come fisarmonicista, invece Rachele come cantante e percussionista, e con me io ho sempre suonato tutti questi anni molto con molti uomini, con molti musicisti diversi, quindi è una cosa normale, molto normale. Molto normale, e rivendichiamo il genere, io dico sempre, in tutti i campi lavorativi, anche in questo, no? Cioè, no, alla fine suonare è un mettersi in relazione, il suono è una grande dimensione dove ci si può mettere in relazione in un modo versatile, sta a noi capire come. Magari Rachele Colombo vuole aggiungere qualcosa. Abbiamo dato la parola. Che cosa posso dire di questa esperienza? Per me senz'altro è un ritorno a casa, nel senso che una parte della mia, del mio legame al suono lo devo anche alla musica del mondo. Quindi io mi sento veramente a casa in questa situazione e sono contenta di avere questi compagni di viaggio e di poter avere anche questo scambio culturale, in fondo, questo arricchimento dovuto proprio a tante esperienze da tante zone diverse del mondo. Grazie, e tu ancora non hai dato una... Non hai detto niente? Neanche Zalda. Neanche Zalda. Io so che poi tra un po' dovete andare sul palco del 1° maggio, lo ricordo, i Radio Mondo sono qui per il concerto del 1° maggio di CGIL Cisle Will all'interno della Fiera Quattro Passi, dove noi ci troviamo in questo momento per questa diretta streaming. Ricordami, tu cosa suoni? Chitarre. Tu sei alle chitarre e provieni da? Perù. Da Perù, scusate, avete veramente tante provenienze diverse che è difficile. Allora, a te una domanda personale a questo punto: come ti trovi in Italia? Com'è che sei qui? Ma quanto tempo abbiamo per rispondere? Una cosa veloce. Allora, posso solo dire che ho 2 figli, sono sposato, quindi sì, ci sono i cavi. Sono sposato con una donna italiana, sono felicissimo di questo. E quindi, insomma, ho messo le radici qua, di conseguenza mi trovo bene, ho ormai appunto più che aperto la strada a un futuro sia professionale, umano qui in Italia. Ci sono tante cose che poi sulle quali si può discutere, ma ripeto, servirebbe troppo tempo. Ok, grazie. Un'ultima domanda. Prima il tuo saluto, giusto? Che volevi fare. Intanto cosa farete qui sul palco del 1° maggio? Sì, il 1° maggio oggi, devo dire, cercheremo di fare piacere a tutti che sono qua, anche sì, dimostrare anche che attraverso la musica che siamo tutti, non so come... Possiamo essere accomunati dalla musica, affratellati forse. Sì, la fratellanza tra tutti, sì, proviamo di dare quello messaggio attraverso la musica.
Un'ultima domanda invece al creatore del progetto. Un'altra cosa che volevo Prego. dire. Io sarò felice solo quando avrò la mia Mercedes. Un bel obiettivo di vita. Questo volevo chiederti, il futuro di Radio Mondo, perché oggi si parla di futuro, di lavoro al futuro. Qual è il futuro di Radio Mondo? Il futuro inteso del gruppo musicale gruppo Radio musicale. Mondo. Ma non so, noi adesso con questa neoformazione stiamo ripartendo, per cui ci auguriamo di avere una possibilità di portare la nostra musica, che poi non è solo lavoro ma è anche passione, perché quello che noi facciamo è un mestiere particolare, perché è un mestiere che è fatto di due aspetti. Un aspetto è il lavoro e un aspetto è la passione. Diciamo che rispetto alla dimensione del lavoro a volte è faticoso, proprio per i discorsi che facevamo prima. Ci salva il fatto che abbiamo una dimensione di passione che invece in altri lavori magari non c'è, e noi almeno abbiamo questa cosa che ci permette di bilanciare le cose positive con le cose meno positive. Gli artisti sono fortunati anche per questo, secondo Certo. me. Allora, i Radio Mondo sul palco del 1° maggio qui a Treviso, grazie per essere Grazie stato a con voi. noi e buon concerto. Allora. Grazie. Siamo sempre qui a Radio Quattro Passi, io vi ricordo dove ci troviamo alla provincia di Treviso per Radio Quattro Passi, una diretta streaming che vi accompagnerà fino alle 17, questa 2 ore di diretta, una telecamera ci mostra cosa sta succedendo fuori alla Fiera Quattro Passi in attesa del prossimo ospite. Abbiamo tantissimi ospiti, tantissimi temi da affrontare quest'oggi, naturalmente il tema del lavoro, il tema 1° maggio, proprio con le virgolette, è il tema che è stato scelto per la giornata di oggi, la terza giornata della fiera, e ovviamente se si parla di lavoro non si può che parlare del Centro per l'Impiego. Noi siamo qui alla provincia di Treviso, nella sede della provincia, e per il terzo giorno ospitiamo una persona del Centro per l'Impiego che ci racconta un po' le attività. Marigia Mansueto, ben trovata a questi microfoni. Grazie, buongiorno. Allora, il Centro per l'Impiego nelle scorse puntate, diciamo così, abbiamo toccato, la Radio Quattro Passi ha toccato le varie attività che vengono svolte dal Centro per l'Impiego e i servizi che vengono offerti. Oggi che cosa ci porti? Sì, è un ampliamento di quanto è stato già raccontato, nel senso che considerato che siamo anche in un momento storico un po' particolare per i servizi, perché siamo in una fase di transizione, di passaggio dalle province molto probabilmente alle regioni, e abbiamo subito una sorta, diciamo così, di battuta, un po' di arresto rispetto soprattutto alle risorse economiche da mettere in campo per l'accompagnamento al lavoro. Quindi approfitto di questa sede per raccontare un attimo con quale logica e quale filosofia i servizi si sono sviluppati soprattutto negli ultimi 15 anni. Chiaramente dobbiamo erogare dei servizi di base che sono esigibili per tutti, che sono quelli che in qualche maniera si declinano poi nell'incontro domanda-offerta di cui ha parlato la collega Valentina Dovi il primo giorno. Quindi questa banca dati ufficiale, regionale, in cui confluiscono le vacancy e i curricula dei lavoratori. Noi in questi anni siamo andati un attimino oltre, anticipando, mi viene da dire, anche alcune della riforma del Job Act in qualche maniera. Quindi abbiamo iniziato a considerare tutte le persone che entrano, perché siamo a porte aperte, siamo un ente pubblico, quindi le persone entrano, oltre il servizio esigibile non è detto che funzioni e sia efficace per tutti, perché l'utenza è variegata. Per cui, come abbiamo iniziato attraverso un'attività di monitoraggio molto intensivo negli anni di crisi dal 2008, l'abbiamo addirittura monitorato mensilmente rispetto al trimestrale che facevamo, abbiamo monitorato sia i dati territoriali del mercato del lavoro e sia i dati proprio interni del servizio. Questo perché siamo andati a intercettare l'utenza rispetto a come era differenziata rispetto a una collocabilità. Oggi il Job Act parla di profilazione rispetto al livello di aiuto che serve alla persona. Noi artigianalmente in qualche maniera l'abbiamo fatto in questi anni, perché è stato naturale vedere la difficoltà della persona rispetto a una tempistica della ricollocazione e capire che il livello base di servizio non era sufficiente. Quindi di contro e di conseguenza abbiamo specializzato i servizi all'interno, nel senso che partendo dal servizio base, appunto dell'incontro domanda-offerta, abbiamo intensificato il livello di aiuto istituendo dei servizi specialistici, oltre a quello del collocamento dei disabili che per legge chiaramente deve essere erogato
con dei fondi economici riservati a questo, ma abbiamo messo in piedi un servizio stranieri, servizio di percorsi personalizzati per persone svantaggiate, un servizio tirocini trasversale, perché il tirocinio è stato uno strumento soprattutto negli anni di crisi molto utilizzato, al di là del servizio vertenze che insomma, abbiamo visto l'impatto della crisi perché siamo arrivati a oltre 300 vertenze, insomma un numero molto consistente di vertenze che per fortuna hanno subito un grosso calo, e oltre che il servizio ordinario appunto di incontro domanda offerta. La cosa che abbiamo avuto la fortuna, mi viene da dire, perché non so se in tutte le province ha funzionato così, che il monitoraggio, quindi individuare queste persone e andare a specializzare i servizi di conseguenza, l'amministrazione fino al 2014 ha erogato risorse economiche fino a 1 milione di euro all'anno, risorse che sono confluite solo ed esclusivamente su lavoratori e aziende e non sui servizi, perché noi siamo stipendiati, pagati e svolgiamo la nostra attività, quindi non per azioni di sistema, ma tutte finalizzate ad aiutare quelle persone particolarmente fragili ad entrare in azienda. Tutto questo sviluppo dei servizi aveva una sua qualità, ha una sua qualità perché ha tenuto anche negli anni di crisi, dove noi con i fondi appunto per l'accompagnamento al lavoro, per target particolari, genere femminile piuttosto che lavoratori in mobilità, in cassa integrazione, ora insomma non mi dilungo nello specifico, ma target individuati dai monitoraggio perché di per sé magari segnalati dai servizi sociali, con delle risorse economiche attraverso una formazione sostenuta, incentivi all'assunzione e tirocini a costo zero per l'azienda, chiaramente hanno fatto sì che avessimo messo in piedi un sistema che oggi ha subito un po' una battuta di arresto, perché negli ultimi 2 anni per effetto della riforma abbiamo perso circa 30 dipendenti dell'amministrazione, perché per pensionamenti spontanei o spintanei, per anche magari fuoriuscita per mobilità, e soprattutto giustamente mi viene da dire, perché siamo in questa fase di limbo, non abbiamo più finanziamenti interni dell'amministrazione. In tutto questo però ti fermo, sì. Mi immagino che la crisi, come accennavi all'inizio, abbia anche aumentato l'utenza, abbia aumentato la richiesta. Assolutamente. Ecco, che cosa è accaduto in questi anni? Di quanto sono aumentate le richieste, anche il carico allora, noi di lavoro? abbiamo circa 20.000 iscritti disoccupati, trattiamo circa 3.000 vacancy di datori di lavoro e abbiamo messo in piedi, sempre prima di questa stasi, che speriamo sia solo un rallentamento ma poi ci sarà la ripresa, anche un servizio di marketing che è un po' difficile che accada in soggetti che appartengono al pubblico, quello proprio di operatori che sono andati fisicamente presso le aziende a procacciare tra virgolette delle vacancy. Quindi quando c'è stata la crisi, paradossalmente la banca dati è aumentata in termini numerici ma anche qualitativi, perché è fuoriuscito un po' di tutto dalle aziende, dal mercato del lavoro, e nel frattempo le aziende, tolto il periodo un po' più critico dove appunto queste risorse ci hanno sostenuto in qualche maniera, abbiamo afferrato la frase, insomma, dove abbiamo intravisto una ripresa o comunque dai monitoraggi i settori che trainavano un attimino in ripresa, e siamo andati a farci conoscere dove non ci conoscevano, e soprattutto abbiamo utilizzato vari espedienti, mi viene da dire, tipo non so, la pubblicazione di curricula per attrarre aziende che non è detto che si rivolgano a noi perché siamo in un mercato libero, come quella di offrire chiaramente un servizio gratuito, quindi consulenza anche dal punto di vista normativo. Noi abbiamo il collocamento dei disabili che è gestito solo a Treviso perché è provinciale, dove chiaramente al di là che ci sia un obbligo di legge c'è tutto un lavoro di operatori anche rispetto a una consulenza, un'informazione dal punto di vista sia normativo, legislativo che di eventuali incentivi economici o sgravi. Quindi non so se devo concludere, dico quello che mi preme sottolineare è che oggi avevamo una macchina, secondo me, che aveva sperimentato una rete all'esterno, cooperative sociali, ULSS, comuni, agenzie di intermediazione, agenzie interinali. Abbiamo in qualche maniera integrato dei servizi interni, ci siamo integrati all'esterno e quindi ci sentiamo pronti a continuare in qualche maniera, perché secondo me in uno Stato che si rispetti il pubblico va in qualche maniera tutelato.
Ecco Marigia Mansueto, Centro per l'Impiego di Treviso, stiamo parlando proprio di questo, delle attività del Centro per l'Impiego. Prima dicevi siamo in un libero mercato, non è detto che le aziende si rivolgano a noi quando hanno bisogno di personale, non è detto che ci conoscano, che sappiano come lavoriamo. Perché secondo te il Centro per l'Impiego, diciamo tu che lavori all'interno, non parlo solo di quello di Treviso, ma in generale in un libero mercato, un settore che è presidiato anche dal pubblico, no? È presidiato da una struttura pubblica, perché non è così conosciuta? Noi abbiamo, la risposta chiaramente così tout court è difficile da dare. Sicuramente abbiamo dovuto negli anni, noi siamo transitati dal Ministero del Lavoro nel 2000 circa le province, abbiamo riscontrato delle difficoltà a farci conoscere, anche perché dovevamo in qualche maniera vincere dei pregiudizi rispetto all'efficacia, all'efficienza del servizio pubblico. Abbiamo dei dati che abbiamo anche in sede di commissioni con tutte le parti sociali, abbiamo anche dato e messo in evidenza proprio per la trasparenza dell'amministrazione pubblica, dove i numeri in qualche maniera parlano rispetto all'efficacia poi delle azioni poste. Tutto questo meccanismo che ho raccontato di mettere la persona al centro, differenziarla nelle sue caratteristiche e corrispondere con dei servizi che si sono andati specializzando, ha dato la sua risposta anche nella logica di collaborazione pubblico-privato. Abbiamo fatto e facciamo adesso garanzia giovani, garanzia adulti, l'assegno di ricollocazione, facciamo credo egregiamente la nostra parte. Sulla garanzia adulti giovani siamo stati lo Youth Corner scelto al 90%, quindi abbiamo sicuramente una capacità di tenuta di utenze e di risposta, soprattutto di informazione. Ovviamente l'azienda si rivolge a più canali, noi cerchiamo siamo velocissimi, abbiamo tempi di risposta in termini di 1 o 2 giornate lavorative, perché è la principale cosa su cui si punta insomma, in un meccanismo di dinamicità. Probabilmente all'inizio forse ci associavano a un'istituzione più di controllo, dopo ovvio che in un mercato libero non le saprei dire, probabilmente abbiamo una grossa percentuale anche di aziende che si rivolgono, ma ci sono tanti canali, noi abbiamo messo in disponibilità la nostra banca dati anche alle parti sociali, a tutte le associazioni di categoria, proprio quando si era rimpinguata tra virgolette di risorse, abbiamo detto creiamo questo calderone che è una banca dati regionale gestita a livello provinciale per quanto ci riguarda, facciamo confluire tutti i curricula e cerchiamo di far entrare anche le richieste delle aziende attraverso le loro associazioni, in modo tale che quindi abbiamo una banca dati in realtà visibile e gestibile anche da soggetti privati, quindi bisognerebbe veramente approfondire, andare oltre rispetto, perché in realtà nella nostra banca dati si può rivolgere anche l'azienda attraverso la propria associazione, non necessariamente attraverso noi. Quindi sono dinamiche insomma, in cui ci vorrebbe anche un po' più di tempo per entrare. E l'attività invece che avete fatto di profilare, questa profilatura, mi piace quest'idea, quanto ha funzionato ed è questa la strada secondo te? Allora, parliamo di quella prevista dalla normativa è una sorta di automatismo. Oggi profiliamo per la sperimentazione dell'assegno di ricollocazione, è una profilatura che viene in automatico nel sistema, nella banca dati dell'ANPAL, noi non interveniamo. Quando invece abbiamo gestito col servizio di accompagnamento le risorse provinciali per sviluppare delle azioni, per inserire i soggetti in azienda, in quel caso abbiamo fatto sì artigianalmente una sorta di profilazione, nel senso che l'operatore individuava quel tipo di target, quale criticità poteva esserci in senso oggettivo e si scendeva poi nello specifico soggettivo. Abbiamo anche sempre artigianalmente verificato se quell'occupabilità o quella difficoltà di occupabilità aveva poi una corrispondenza rispetto all'assunzione, perché noi abbiamo la banca dati per eccellenza dove confluiscono tutti i movimenti in azienda detenuta dai centri per l'impiego in un sistema regionale. Chiaramente ci hanno dato ragione, quindi l'esperienza seppur artigianale di profilare rispetto al fabbisogno di aiuto e per mettere in campo di conseguenza le risorse ha avuto un suo riscontro di efficacia e secondo me è una cosa utile. È utile, dipende come si fa e che cosa si va a profilare, perché se profiliamo solo la geografia piuttosto che l'età o altro, scendere magari un po' più anche a cura dell'operatore stesso, nello specifico della persona, in modo tale da sapere dove indirizzarlo, a quali risorse attingere e come muoversi, chiaramente è fondamentale.
Un grande lavoro, sicuramente anche tanta strada da fare, speriamo Sì, sempre. noi siamo pronti, io dico sempre, avevamo un aereo che poteva correre un po', andare anche lontano speriamo certo non siamo tantissimi da poter, cioè se facciamo rapporti rispetto a stati europei abbiamo una proporzione ridicola di operatori rispetto ai disoccupati, però insomma mi sento di dire, se posso approfittare davvero, di ringraziare come responsabile dei servizi per l'impiego tutte le persone che lavorano nei centri, quello di Treviso, quelli esterni, perché nonostante queste difficoltà, queste carenze di risorse che ti sostengono nell'attività, ogni giorno veramente con entusiasmo e senso di responsabilità stanno portando avanti, soprattutto perché devo dire, questo a titolo personale, per cui non coinvolgo nessuna amministrazione, non ci sentiamo tanto sostenuti dall'esterno come amministrazioni, come soggetti pubblici. Centro per l'impiego, Marigia Mansueto, grazie, buon Grazie pomeriggio e buona fiera allora. Grazie mille, buon lavoro a voi. Grazie. Proseguiamo, Fiera Quattro Passi, questa è Radio Quattro Passi, vi terrà compagnia fino alle 17 per raccontarvi cosa accade in questa fiera, la Fiera del Sostenibile, dell'Equo e Solidale. Sono tante le tematiche che stiamo affrontando da questi microfoni e anzi chi è in visita al foyer dell'auditorium, se vuole avvicinarsi anche per seguirci qui in diretta il 1° maggio, sono le 15:55 minuti, è arrivato il momento del prossimo ospite che io invito qui accanto a me, Dario, piacere, ben trovato, di Pime Onlus. Dunque, una Onlus, appunto, un'organizzazione senza scopo di lucro che promuove percorsi educativi nei territori di Treviso e di Padova. Quindi che cosa fate esattamente? Esatto, noi come Fondazione Pime Onlus abbiamo un ufficio mondialità, si chiama, qui nella sede della provincia di Treviso, quindi a Roncade, Vallio di Roncade esattamente, e che si occupa di organizzare attività che riguardano appunto le scuole, attività che riguardano temi di intercultura come di mondialità, insomma grandi tematiche che sono importanti al giorno d'oggi per l'educazione dei ragazzi soprattutto, e infatti i progetti sono rivolti a giovani, soprattutto delle superiori, quindi dai 14 ai 18 anni più o meno, e senza considerare invece i progetti che vanno oltre, quindi i progetti estivi che coinvolgono i GREST, i centri estivi, e sono proposte didattiche che vengono fatte attraverso una forma cooperativa, quindi sono giochi, fondamentalmente giochi di gruppo, che però invitano i ragazzi a riflettere su queste tematiche e sull'importanza che hanno queste tematiche all'interno della nostra quotidianità, e non sempre appunto questo avviene all'interno del sistema formale, quindi c'è bisogno insomma di queste associazioni come noi che vadano a spingere invece su questi temi che non vengono tanto toccati a livello della società, insomma. Quali sono queste tematiche che toccate nei vostri percorsi? Noi parliamo fondamentalmente di integrazione, di multiculturalità, però abbiamo parlato ad esempio l'anno scorso, l'anno di Expo, si parlava di cibo, quindi di spreco di cibo. Abbiamo fatto riflettere i ragazzi su come il modello consumistico ci porta a sprecare e quindi su come eventualmente intervenire su questi aspetti. E molto importante in questo periodo è anche il tema dell'integrazione sociale. Come sappiamo l'immigrazione è molto attuale come tema ed è importante sensibilizzare sul fatto che comunque anche chi è diverso ha qualcosa da darci, quindi non deve essere marginalizzato, ma anzi è una ricchezza per noi. E quindi cerchiamo di lavorare anche su questo. E il modello cooperativo insomma ci aiuta perché far lavorare i ragazzi in gruppo aumenta, oltre alla riflessione stessa sul tema, però già il fatto di raggiungere insieme l'obiettivo comunque crea legame. Allora Dario, come si svolgono questi percorsi? Prima accennavi a dei giochi. Sì, e vengono progettati con una parte teorica in cui si spiega più o meno il problema, insomma ovviamente rapportato all'età dei ragazzi. E poi vengono pensate nelle attività che sono attività sempre ludiche, perché è importante che i ragazzi si divertano durante i nostri percorsi e questo fa in modo di coinvolgerli anche più che diciamo gli ambiti in cui sono abituati nelle scuole, quindi il docente che spiega le varie attività. È importante metterle in pratica secondo noi e quindi tutte le attività sono attività ludiche e sono attività che prevedono una collaborazione, quindi lo scopo viene raggiunto soltanto se si lavora in gruppo, se si collabora. E che riscontro trovate da parte degli insegnanti?
Da parte degli insegnanti c'è un riscontro abbastanza positivo, nel senso che anche gli insegnanti stessi si rendono conto della necessità in questo periodo di trattare determinati temi. E a volte più che altro lo scontro non è tanto con gli insegnanti quanto con l'amministrazione stessa della scuola, perché è difficile inserire percorsi, come sappiamo ci sono dei tagli, quindi tutte le attività che sono fuori budget fanno un po' fatica a entrare nelle scuole. Però come interesse, diciamo, dimostrato abbiamo un riscontro positivo, insomma. Prima parlavi di accoglienza, di educazione all'accoglienza anche del diverso, Sì. Un tema immagino anche molto sentito in questo territorio. Voi appunto operate a Treviso, operate nella provincia di Padova, a Padova. Ecco, come riuscite a spiegare queste tematiche ai ragazzi delle scuole superiori? Le tematiche vanno spiegate facendo notare il lato positivo, perché molto spesso nei telegiornali o comunque nelle notizie che si hanno da fuori viene sottolineato sempre l'aspetto negativo, e questa secondo noi è un'informazione parziale che viene data e connotata negativamente, quindi l'idea che si crea è un'idea negativa e quindi secondo noi sbagliata in questo caso. Quindi si cerca di far vedere l'altro come una risorsa e non solo come un potenziale pericolo. Quindi anche quando si parla sempre di risorse economiche che lo Stato non ha per mantenere gli immigrati, ad esempio, si fa notare comunque, ad esempio, che ci sono progetti in cui questi immigrati lavorano, creano lavoro anche per noi italiani, ad esempio, e quindi si fa notare quello che è più il lato positivo della cosa, e solo in questo modo si ha un'informazione completa e consapevole, secondo noi. Allora Dario, Pime Onlus, Fondazione Pime Onlus, grazie per essere stato con noi, buona fiera e a buon 1° maggio. Grazie. E allora adesso cambiamo completamente argomento. Abbiamo parlato di percorsi educativi nelle scuole per insegnare ai ragazzi il tema dei diritti, della cittadinanza, dell'inclusione, ma adesso invece parliamo di letteratura, perché c'è un festival letterario qui a Treviso, si terrà dal 12 al 15 di ottobre, si chiama Carta Carbone. Io chiamo qui accanto a me per fare 2 chiacchiere su questo festival Bruna Graziani. Buonasera, grazie. Buonasera, ben trovata. Fondatrice e ideatrice del festival Carta Carbone. Sì. Quindi questo è un momento sicuramente di promozione del festival, perché si tiene a ottobre, quindi c'è ancora un'estate di mezzo per organizzarlo. Prima di tutto, qual è la finalità del festival? Beh, la finalità del festival è quello di portare un po' di letteratura buona a Treviso. A Treviso mancava un festival letterario e noi abbiamo pensato, un manipolo di pazzi in realtà perché è molto faticoso, abbiamo pensato di portare questo festival, che non è un festival di letteratura come insomma se ne trovano tanti, anche di grandissima qualità in tutta Italia, in tutte le città hanno il loro festival letterario. È un festival di letteratura autobiografica perché è proprio la nostra specialità. Nasce dal Portolano, che è la scuola di scrittura autobiografica che c'è a Treviso, che ho fondato io, e quindi tutta la nostra idea è proprio quella di divulgare il genere autobiografico, che non si sa come mai è sempre stato considerato un genere minore. In realtà tutti i più grandi scrittori, veramente tutti, da Joyce a Proust, tutti, hanno frequentato anche in modo eccellente l'autobiografia. Si pensa all'autobiografia come il diario della signora che si deve lamentare per qualcosa, le cahiers de doléances, eccetera. Non è così. Si può scrivere di sé scrivendo opere sublimi, basta pensare a Primo Levi, che insomma ha scritto delle cose che sono prettamente autobiografiche e sono insomma patrimonio dell'umanità dal punto di vista letterario. Bruna, da dove ti nasce questa passione per l'autobiografia? Anche tu hai scritto qualcosa di autobiografico? Io ho fatto il percorso di Anghiari, la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. Io nasco come farmacista in realtà, quindi curavo con la chimica prima, adesso curo con le parole. È una forma di cura, anche se non si, anche così involontaria, perché quando uno scrive di sé fa un viaggio di introspezione molto potente. E noi non abbiamo nessuna velleità di carattere psicoterapeutico o psicologico, viene da sé. Ecco, è una buonissima opportunità per imparare a conoscere se stessi, il proprio posto all'interno della piccola cerchia che noi ogni volta creiamo e poi anche all'interno della società. Ha un valore civico molto, molto alto, ecco.
Che cosa accadrà a Treviso dal 12 al 15 di ottobre? Tanti eventi, adesso stiamo preparando il programma che è top secret e sveleremo solo ad agosto, tanti eventi di letteratura autobiografica principalmente, però insomma ci sono anche altri libri che trattano altre tematiche molto importanti, questioni sociali fondamentali come l'integrazione. Stiamo costruendo un bellissimo progetto di raccolta di ninne e nanne da tutto il mondo che promuoveremo all'interno degli autobus, le linee urbane. Ci sarà la traduzione, cioè la ninna nanna in lingua madre, la traduzione dei disegni di bambini. Adesso stiamo cercando di vedere se con Sarmede riusciremo a fare qualcosa. Insomma, si stanno instaurando tantissime interessanti collaborazioni, non da ultima quella con la rete dei festival, che è davvero un'iniziativa meravigliosa che credo ci sia solo a Treviso. È una rete di mutuo soccorso, di consiglio che può svilupparsi e credo possa creare che abbia delle potenzialità molto alte. Insomma. Una rete di festival che vanno a braccetto quasi, e noi oggi appunto presentiamo questo, poi ne presenteremo un altro più avanti, festival che animano questa città, che animano Treviso proprio come la Fiera Quattro Passi. E ricordiamo dal 12 al 15 di ottobre prossimi Carta Carbone, festival letterario, dove si tiene? Si tiene in città, in tutti i luoghi più belli della città, la Loggia dei Cavalieri, il Museo di Santa Caterina e Palazzo Rinaldi, insomma tutto il centro storico. Carta Carbone, finisco dicendo questo, Carta Carbone non vive solamente durante quei 4 giorni, ma facciamo degli eventi durante tutto l'anno. Ecco, i prossimi eventi saranno dedicati, sono in zona alpini e sono dedicati alla solidarietà, quindi abbiamo scelto questo tema in relazione agli alpini per portare a Treviso delle letture molto belle e molto significative. Allora, Bruna Graziani, fondatrice e ideatrice del festival Carta Carbone, il festival letterario, grazie per essere stata con noi, buon proseguimento di fiera. Grazie, buona serata. Grazie. E allora lo ricordiamo, siamo in diretta streaming dalla Radio Quattro Passi qui alla Fiera Quattro Passi. La fiera oggi è il terzo giorno, è il 1° maggio, è il terzo giorno di fiera di questo primo fine settimana, ma vi ricordo che per chi non ha avuto il tempo e il modo di visitarla e di girarla c'è ancora un fine settimana disponibile il 6 e il 7 maggio alla 12ª edizione della Fiera Quattro Passi. Tra l'altro ci sono tutta una serie di iniziative che vi volevo ricordare, a parte la novità principale di quest'anno che vede più di 150 espositori e un calendario di eventi molto ricco, alcuni si stanno svolgendo proprio in questo momento. C'è la campagna di crowdfunding avviata proprio per adottare un espositore. Adotta un espositore F4P, permette a chiunque di sostenere la presenza di realtà che provengono da luoghi e situazioni internazionali di particolare disagio. La piattaforma messa a disposizione da Banca Etica la potete trovare sul sito di produzionidalbasso.com. E poi un'altra novità, un altro elemento di innovazione è il Palalavoro, che è un padiglione di accoglienza situato all'ingresso della fiera che permette ai visitatori di entrare nel tema di questa edizione attraverso le 5 parole chiave. E oggi vi ricordo, essendo il 1° maggio, la parola chiave è proprio quella del 1° maggio. E adesso proseguiamo nel nostro percorso di oggi di Radio Quattro Passi per parlare di equo e di più. Chiedo la presenza qui accanto a me del prossimo ospite, Raffaele, ben trovato, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Allora, io ho una definizione di equo e di più che già racconta chi sei, cosa fai. Vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti cosmetici contenenti materie prime del commercio equo. Sì, però la cosa strana è che più che altro sono a base di sale, per cui c'è dentro il sale e l'olio. Quindi cosmetici a base di sale e di olio, perché il sale e l'olio puliscono, praticamente già l'avevano capito i romani, poi l'hanno capito anche quelli della Slovenia che hanno fatto lo stand e l'Expo solo sul sale, e in poche parole puliscono a fondo, ma oltretutto negli oli ci sono oli del commercio equo, per cui abbiamo l'olio di baobab, l'olio di argan, che sono oli tipici del commercio equo. In altri prodotti mettiamo dentro anche il burro di karité, sempre del commercio equo. Il risultato è interessante perché ti fa la pelle, quando usi questi prodotti sul corpo, la pelle resta morbidissima. Prima ha un effetto scrub e poi un effetto idratante. Però dicevo prima con la vostra amica che mi ha accolto che la cosa bella
tutto sommato non è neanche... Sì, certo, questo prodotto piace tantissimo, è un prodotto di impatto, ma è come la gente reagisce al fatto che noi gli proponiamo di lavarsi le mani. Allora la cosa strana è quella lì, la gente viene e offrire le mani non è facile, cioè nel senso che ti mette un po' in imbarazzo. Quando Questo, però, scusami, lo fate anche qui in fiera? qui lo stiamo facendo anche qui, abbiamo Quindi dei piccoli avvicinati lavandini. anziché assaggiare il classico pezzettino di formaggio, Ecco, brava. lavati le mani e Sì. vedi l'effetto che fa. Questo è Sì. un po' quello che state proponendo. E le Sì. persone? E le persone però a volte fanno fatica perché lavare le mani è porgere le mani. Dunque non è un concetto molto, è un po' metaforico, no? È offrire, è abbassare la guardia in fondo. E la cosa bella però è che se uno supera quel passaggio lì, riesce a abbassare la guardia, ma vengono fuori delle cose che a volte mi sembra di essere uno psicologo, cioè nel senso, spesso le persone magari hanno una dermatite eccetera, allora ti iniziano a raccontare della storia di quando gli è venuta, che è successo dopo un trauma subito in famiglia, e alla fine uno dice ma io tutto sommato è bello vendere, però è ancora più bello ascoltare le persone, ti coinvolge, è una cosa curiosa. Da dove arrivano questi saponi, Raffaele? Allora, noi siamo cioè come sede vicino a Saronno. Infatti questo prodotto è venduto già molto nelle cooperative di Milano e della Lombardia. Gli oli poi arrivano dal Burkina, arrivano dal Senegal e sono oli appunto del commercio equo e solidale. Poi lo facciamo, questo prodotto deve essere, come dire, elaborato, e questo succede qui in Lombardia, vicino a Mantova, perché sai che quel prodotto lì non può essere, cioè altrimenti l'ASL ti massacra, per cui... Quindi viene elaborato qui e poi viene Esatto. venduto da voi con il marchio Equo e di Esatto. Poi in realtà noi facciamo due lavori. Uno è quello delle fiere, giriamo le fiere facendolo provare eccetera. L'altro è il discorso dell'ingrosso, cioè noi vendiamo a tutte le botteghe di commercio equo, per cui si va avanti su due filoni paralleli. Spesso ad esempio siamo in un posto, prima lo vendiamo, poi conosciamo delle persone che ci telefonano, ci rintracciano, noi diciamo andate direttamente lì alla bottega di commercio equo e lo trovate. Facciamo un po' anche da sponsor, vendiamo alle botteghe e poi facciamo da sponsor a queste botteghe. Ecco, voi non potete sentire, ma quando si è avvicinato Raffaele aveva questo profumino di oli essenziali, di sapone, un po' anche un risvolto anche oleato, è vero, perché al naso si sente, ma come le persone poi quando provano questi saponi a base di sale, a base di oli, che cosa dicono? Quali sono i loro commenti? Esclamazioni, sono esclamazioni sempre positive, perché la gente non è abituata a sentire la pelle così morbida, così setosa. Poi ognuno dice la sua. Stamattina c'è stato un marito che l'ha comprata e ha detto mi hai messo nei guai perché adesso va che mani morbide, mia moglie mi chiederà di accarezzarla tutto il giorno e io non c'ho voglia. Questa è la realtà della vita quotidiana. E qui entra in gioco il Raffaele psicologo. Sì, per cui devi... Chi l'avrebbe mai detto? Come sei arrivato, bella. scusa, e poi chiudiamo, a fare i saponi? Sì, i saponi. ma io arrivo da lontano nel commercio equo, nel senso che ormai è 20 anni che sono nel commercio equo, però io arrivo da un'esperienza in Brasile, facevo il volontario in Brasile, sono tornato in Italia, quando sono tornato in Italia mi sono detto per dare continuità devo fare un lavoro che comunque abbia un senso con la mia esperienza di volontariato all'estero, per cui visto che lavoravo nell'ambito anche della natura, vivevo con gli indios nell'Amazzonia, e allora mi piaceva l'idea di fare qualcosa che fosse un bene per la natura e un bene per la gente. Infatti noi sottoscriviamo prodotti di bene, perché vuol dire bene per le persone e bene per l'ambiente. Raffaele, Equo e di più, vendita al dettaglio, all'ingrosso di prodotti cosmetici che contengono materie prime del commercio equo. Grazie e allora buona fiera, perché voi siete qui. Anche la prossima settimana, ci siamo gasati e vogliamo tornare. No, anche perché il pubblico è molto ricettivo, sinceramente vale la allora pena. vale la pena, grazie ancora. Si lavano tutti le mani, saranno tutti più puliti. Grazie ancora, buon proseguimento. E noi proseguiamo la nostra radio, la Radio Quattro Passi. È arrivato il momento di tornare a parlare di un festival. Abbiamo detto che a Treviso c'è una rete di festival che a braccetto comunicano in qualche modo, e questo è il nostro modo, il modo di Fiera Quattro Passi per comunicare degli altri festival e sugli altri festival. Questa è la volta del Festival Filosofico Pensare il Presente. Abbiamo con noi Damiano Cavallin, l'ideatore del festival. Benvenuto, buon pomeriggio.
Allora, noi diciamo subito che si è già tenuto questo festival a marzo. Esatto. Si è tenuto a marzo il festival Pensare il presente qui a Treviso. Che cosa significa? Partiamo dal titolo. Cosa vuol dire pensare il presente? Ma l'idea è quella di riflettere in modo critico e consapevole sulla realtà e sui problemi fondamentali dell'attualità, dall'immigrazione alla questione della decrescita, alle questioni del rapporto con l'Europa, le banche e anche poi i problemi esistenziali personali, quindi il disagio interiore. Quindi a tutto campo riflettere con alcuni intellettuali che portano una profondità maggiore rispetto a quella che incontriamo quotidianamente nei giornali e nell'informazione tradizionale. Che senso ha un festival filosofico nel 2017? Parliamoci chiaro, cioè la filosofia non va tanto più di moda, no? Ma su questo avrei qualche obiezione. No, ma non tanto perché voglia difendere la categoria, perché ci sono festival molto più grossi del nostro, penso al festival di Modena, Carpi e Sassuolo, il festival filosofia, che raccolgono un pubblico sterminato. C'è una fame di filosofia e la gente risponde molto positivamente con partecipazione consistente. E quello che noi facciamo è anche qualcos'altro, cioè mettere la filosofia in dialogo con altre discipline come la sociologia, l'economia, e quindi appunto non sono soltanto filosofi quelli che invitiamo nel nostro programma. Credo che di questo ci sia bisogno e appunto la reazione positiva della città e la buona partecipazione, il coinvolgimento è un segnale che recepiamo con favore. Quali sono stati i temi del festival quest'anno? Quest'anno abbiamo parlato di decrescita con la Touche, appunto del disagio, delle patologie del contemporaneo con Umberto Galimberti. Abbiamo parlato poi anche del rapporto tra Italia, Europa, economia, la finanza internazionale con Tremonti, e poi abbiamo avuto una serie di altri appuntamenti importanti, Peter Singer che è un importantissimo filosofo australiano per il tema dei diritti degli animali, e poi appunto una serie di altre questioni, quindi dal tema degli animali fino al tema del lavoro e tant'altro. Quindi tanti nomi anche importanti avete avuto nel corso del festival. Allora, pensare il presente, cosa o chi ci impedisce oggi di pensare il presente da un punto di vista filosofico? Ma credo che il problema fondamentale sia riuscire ad andare un po' oltre la superficie, nel senso che siamo abituati a una comunicazione che è istantanea, che è immediata e che ci dà appunto la notizia del momento, ma non ci consente di vedere attraverso i fenomeni più ampi, di lunga durata, e questo ci impedisce di analizzare la realtà in cui viviamo, di esserne consapevoli. E aggiungo poi una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso: il festival che facciamo ha dei nomi anche grossi, appunto di richiamo e di spicco, e è fatto con budget assolutamente limitatissimi, e questo è possibile perché accanto a me c'è un gruppo numeroso di partecipanti e di volontari che danno una mano a livello sia progettuale e ideativo sia poi esecutivo, e questa è una cosa molto bella. Anche chi partecipa al festival si adegua a questo meccanismo di volontariato culturale, per cui riceve solo un rimborso spese per il trasporto, il pernottamento. È un modo diverso di concepire. Credo che si può cominciare davvero a pensare il presente, anche se ci si sposta rispetto alle logiche puramente commerciali che regolano gli scambi anche sul piano culturale di solito. La domanda classica che chissà quante altre persone ti avranno fatto in altre situazioni, in altre interviste. Allora, prima accennavi alla comunicazione istantanea, accennavi all'informazione proprio instant, oltre la quale poi non si va, perché non si approfondisce, non si conosce, non si riflette, non si veramente capisce. Allora, i social network e quel tipo di informazione, quel tipo di veicolo dell'informazione, qualunque essa sia, no? Che sia di carattere personale o sia più pubblica, più generale, più politica, quella ci aiuta a pensare? Ma in parte sì, in parte no. Cioè, da un lato è una informazione molto libera, e da questo punto di vista è positivo perché chiunque può costruire contenuti culturali o anche informazioni e metterle dentro. Il problema è poi distinguere in modo consapevole le vere notizie dalle false notizie che circolano, le bufale, insomma le fake news apertamente nei social. E poi c'è un altro problema che sta emergendo con forza oggi anche per gli ultimi rapporti scritti da Facebook. E c'è il controllo dell'informazione attraverso anche i media apparentemente liberi, per cui ci sono organi di informazione associati a governi oppure grandi gruppi di interesse che fanno circolare dentro i social, Facebook oppure altro, delle informazioni che sono pilotate. Per cui il problema è che da un lato sono uno strumento in mano alle persone,
che possono far circolare informazioni anche diverse da quelle della televisione, della radio tradizionale, ma d'altra parte sono mezzi che a loro volta controllano e che non hanno un filtro per le fake news, e questo può essere problematico. Ok, dai social, diciamo, tu ci hai dato un'interpretazione più sulla parte di informazione, invece c'è un risvolto che a me colpisce sempre dell'uso dei social network oggi, che ha a che fare anche con il pensare il presente. Alla fine magari uno scatta una fotografia, la posta, ci mette il commentino, però non sta pensando al suo presente, cioè a quello che sta facendo, o no? Questo sì. C'è la famosa canzone di Fedez, sì, esatto, del postare e non vivere quello che ci attraversa nell'esperienza quotidiana. Mi sembra sì, palese, però pensare il presente, che è il nome del festival. Sì, certo, c'è un problema, nel senso che noi oggi tendiamo a documentare il presente e a postarlo più che a viverlo e a pensarlo. C'è anche un'altra questione legata ai social, nel piano delle relazioni e dell'identità, nel senso che sempre di più la nostra identità diventa virtuale. Noi non siamo fisicamente dove siamo in questo momento, ma siamo dove i contatti, i social ci rapportano con le altre persone, e l'identità che costruiamo è anche determinata da questo aspetto virtuale, dalle immagini che vengono postate, per cui è un cambiamento antropologico decisamente molto ampio, sul quale dovremmo appunto riflettere. Quindi può essere una bella occasione partire da qui per costruire anche un evento del prossimo festival che sia dedicato a questo problema. E poi chiudo, credo, dobbiamo andare avanti, quindi social, la parte pubblica, la parte privata, e poi anche una riflessione su se stessi, cioè quando si parla di queste tematiche anche i malesseri, sì, ecco, come contrari del benessere, no? Forse anche questo è uno dei temi che avete toccato, sì, quest'anno, sì, giusto? Come? Sì. La questione del disagio o del malessere interiore, psicologico, che attraversa negli ultimi anni un cambiamento, proprio appunto per le trasformazioni del sistema sociale, per cui anche le patologie dal punto di vista psichiatrico stanno cambiando, quelle che vengono diagnosticate, e cosa preoccupante, sempre più giovani vivono un disagio che è profondo e marcato. Probabilmente c'è un problema di struttura, cioè di società e di cultura, che non ci permette di affrontare serenamente il presente oltre che il futuro. Allora, Damiano Cavallin, ideatore e organizzatore del Festival Filosofico Pensare il Presente, grazie per essere stato in fiera con noi. Buon proseguimento. Noi proseguiamo Radio Quattro Passi qui nel foyer dell'auditorium della provincia di Treviso, dove si sta svolgendo la fiera, e proseguiamo nella nostra scaletta. Sono le 16:22 e chiamo qui prossimo ospite Paolo Pietro Bon, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Treviso. Buon pomeriggio, ben trovato. Buongiorno a tutti, grazie del vostro invito. Il 3 e il 4 giugno a Treviso, che è una piccola città del nord-est ma piena, veramente ricca di eventi, di iniziative, si terranno i campionati italiani di tree climbing, la 17ª edizione. Sì. Allora, partiamo dalla definizione. Cos'è il tree climbing? Il tree climbing è un'attività lavorativa con la quale si potano gli alberi arrampicandosi. Il termine ovviamente viene dal free climbing, che sarebbe la modalità di arrampicarsi in libertà sulle montagne. In questo modo l'operatore si eleva con delle corde e poi pota la pianta dal di dentro anziché dal di fuori. Questa è una differenza sostanziale, perché l'operatore si sforza di ragionare come ragionerebbe la pianta se potesse da sé tagliare delle branche. Questo porta a un lavoro fatto molto meglio, l'operatore è un operatore preparato, si cura della propria sicurezza. Ecco, questa è la parte lavorativa. I campionati invece non sono un campionato di potature, ma sono i campionati della pratica sportiva, cioè di arrampicarsi sugli alberi. E quindi ci saranno delle gare di velocità, di sicurezza, perché è un elemento molto importante, e anche di salvataggio del ferito. Pietro Bon, facci capire, anzi ci stavamo dando del tu, quindi sono agronomi coloro i quali non necessariamente. No. Allora, gli agronomi forestali sono i tecnici del settore, sono
io da forestale faccio il direttore lavori, non arrampico sugli alberi. Certo. Invece gli arboricoltori sono gli operatori qualificati che arrampicano, poi ci sono anche altri potatori ovviamente con il cesto, possiamo definirli magari giardinieri, ecco quelli. Noi forestali e agronomi, alcuni di noi lavoriamo nel settore del verde ornamentale e quindi facciamo da collegamento tra, ad esempio, in questo caso il Comune di Treviso e la Società Italiana di Arboricoltura che organizza i campionati. I campionati volutamente girano di città in città, l'anno scorso erano a Pesaro, l'obiettivo è anche ovviamente diffondere questa pratica che è una pratica di cultura e di cura degli alberi che è meritoria e quindi facciamo una vetrina per mostrarla a tutti. Prima parlavi, Pietro Bon, della differenza tra il potare gli alberi dall'esterno, quindi con un cestello, e dall'interno. Che differenze ci sono da un punto di vista proprio dell'albero, appunto, e anche del risultato? Allora, l'obiettivo dell'arboricoltura è avere degli alberi belli, dove belli non è solo un elemento fine a se stesso, ma è legato alla natura dell'albero. Un albero, in città vogliamo degli alberi belli, che siano belli da vedere, che facciano ombra, che forniscano dei servizi, magari non visibili ma assolutamente importanti. Potando in arrampicata il potatore ragiona, perché è molto preparato, ragiona come se ragionasse l'albero, se l'albero potesse avere una sega e tagliare i rami che non servono. Purtroppo invece se devo potarlo con il cesto dovrò cercare una strada per entrarci e quindi per forza di cose dovrò anche rimuovere delle parti che magari invece la pianta sarebbe bene che tenesse. Questa è la differenza. Un rispetto per la pianta che non è importante solo da un punto di vista, diciamo, etico e ideologico, ma ha un'importanza anche per la crescita della pianta e per la sicurezza, no? Assolutamente, il tema della sicurezza è molto importante e anche molto dibattuto, ma anche il tema etico è parimenti importante. Allora, chi fa questo mestiere in buona parte lo fa per passione. Siamo persone, tecnici e operatori manuali molto preparati, ci sottoponiamo a esami di certificazione volontaria, è una certificazione europea che è unitaria in tutta l'Unione Europea, è un progetto finanziato appunto dall'Unione e proprio per darci uno standard molto elevato, quindi l'aspetto dell'etica, l'aspetto della sicurezza, perché ovviamente non possiamo permetterci di avere una pianta pericolosa dove ci sono tante persone, sono elementi che conosciamo molto bene e che perseguiamo nella nostra attività lavorativa. Paolo Pietro Bon, parlando di potatura degli alberi, io sono un'appassionata di questo tema anche perché ho degli alberi che anch'io ho avuto a che fare con dei tree climber e i quali hanno un punto di vista sicuramente diverso rispetto al potatore tradizionale. Sì. Eppure nelle città assistiamo spesso, in molte città italiane, alla capitozzatura degli alberi, che è oltre ad essere brutto da vedere, avrà anche delle altre conseguenze, quali? Certo. Allora, la capitozzatura tecnicamente è la mutilazione di un albero, vuol dire ricondurre la pianta al solo fusto o poco più. È una pratica che abbiamo capito essere dannosa. Una volta si faceva perché avevamo bisogno della legna da ardere che si ricavava dalle potature, adesso non ne abbiamo più così bisogno, invece abbiamo bisogno di alberi che facciano ombra, l'ombra ci permette di ridurre i costi di condizionamento degli edifici, ad esempio abbiamo bisogno di alberi che intercettino con le loro foglie le polveri sottili, perché se no le respiriamo, abbiamo bisogno di degli alberi efficienti, dove l'efficienza non è misurata da quanto frutto ci danno, perché non sono gli alberi di mele che servono per nutrirci, sono degli alberi che devono appunto depurare l'aria, farci ombra, filtrarla l'aria. Il mutilare la pianta la obbliga a riorganizzarsi una chioma, la obbliga a sprecare risorse e soprattutto apre la strada a funghi che poi la portano a morte nel tempo. Il problema è che prima della morte può esserci anche il cedimento con problemi di sicurezza. Appunto la pratica della capitozzatura è una pratica che da almeno 20 anni sappiamo essere errata. Il problema è continuare a fare cultura e spiegare anche al cliente singolo che è importante evitarla, perché ci succede
che il cliente ci chieda di farla, perché sembra che togliere tanto sia bene. Non è bene, bisogna togliere il giusto e ci vuole un operatore in grado di fare questa valutazione. Le cronache ci riportano spesso la caduta degli alberi, a volte anche con conseguenze tragiche in diverse città. Io vengo da Roma e ogni anno a Roma succede qualcosa con alberi di proprietà comunale o anche di proprietà privata. Perché cadono gli alberi? Ha a che fare con la potatura? No, direi che la potatura non incide statisticamente sulla caduta dell'albero intero. L'albero intero in genere cade rompendosi alla base e il cedimento basale è generalmente dovuto a lavori di scavo, quindi sì, potature radicali sbagliate, no? Diciamo così. Sì. La potatura invece in genere riguarda la chioma e raramente provoca poi il cedimento dell'intera pianta. Può però cadere anche una branca, purtroppo è successo anche in Italia, e causare delle invalidità o anche la morte di persone. Un albero che cade fa più rumore di una foresta che cresce, si dice, è vero, sicuramente. Mediaticamente questo ha molta rilevanza e molta diffusione. Purtroppo non abbiamo dei dati statistici, perché in Italia non è organizzato questo tipo di raccolta dati, però abbiamo dei dati americani. Gli americani, che sono un po' più strutturati, hanno anche una storia nel nostro settore più avanti della nostra, hanno visto che nell'arco dei 10 anni ultimi ci sono stati 400 persone morte per alberi, ma ad esempio, cioè per caduta di alberi, in tutti gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno circa 5 volte la popolazione dell'Italia, ma ci sono state 600 morti per puntura da api, quindi le api sono più pericolose degli alberi da un punto di vista strettamente numerico. Ci sono stati 5 milioni di morti per causa di fumo, quindi il fumo è molto più pericoloso di un albero, ovviamente. Il fatto che io ritengo positivo è che se l'albero lo curo posso prevenire questo tipo di schianto e quindi posso prevenire anche queste morti. Il problema, se vogliamo a rovescio, è che mancano le risorse molto spesso, perché si pensa che gli alberi facciano da sé. Non è vero, dobbiamo per fare la manutenzione. Certo, per fare la manutenzione. Certo. Paolo Pietro Bon, allora la 17ª edizione dei campionati italiani di tree climbing il 3 e il 4 giugno, dove si svolgono e come facciamo a dire al nostro pubblico di partecipare? I campionati si svolgeranno nel parco di Villa Margherita, che è poco lontano da qui, circa 500 metri, è il parco più importante della città di Treviso e la città di Treviso è ben felice di ospitare i campionati qui, perché il parco è stato oggetto di un'azione di rinnovamento e riqualificazione che si sta ultimando, quindi è anche il modo per riportarlo alla città e mostrare quello che di bello è stato fatto. Prevediamo la presenza di circa 50 concorrenti da tutta Italia, i volontari saranno circa 250-300, ci aspettiamo una buona presenza di pubblico. Il campione attuale, odierno, quello in carica, è toscano, chissà che magari il prossimo sia veneto, perché non abbiamo mai avuto un campione italiano che venisse dalla nostra regione. Paolo Pietro Bon, presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Treviso, grazie, buon lavoro e buoni campionati. Allora. Arrivederci. Grazie. Noi proseguiamo questo viaggio della radio Quattro Passi qui alla Fiera Quattro Passi e torniamo a parlare di musica, perché è iniziato circa un'ora fa il concerto del 1° maggio, il concerto di CGIL Cislewill. E poco prima che cominciasse il concerto, noi abbiamo intervistato Angelica Lubian, cantautrice che sta aprendo questo concerto. È una cantautrice naturalmente italiana di Udine e al suo terzo album dal titolo E che Dio ce la mandi buona. L'abbiamo intervistata, ascoltiamo l'intervista e vediamola. Angelica Lubian, cantautrice udinese, vincitrice di moltissimi premi, ben trovata qui alla Fiera Quattro Passi. Ciao Patrizia, ciao a tutti, è bellissimo tornare qui in questa provincia bellissima e con una giornata splendida come questa, in questa bellissima occasione. Tu sei una delle protagoniste del concerto di oggi, del 1° maggio che comincia in questi minuti. Raccontiamo prima chi sei però.
cantautrice friulana, vengo da Udine, quindi comunque non distante da qua, ho pubblicato qualche disco, 3 dischi nello specifico, l'ultimo si chiama Che Dio ce la mandi buona, questo pomeriggio mi esibisco con la mia band, quindi Luis Armato alla chitarra, Alessandro Scolza alla tastiera e Alessio Benedetti alla batteria. Ho in piedi tantissimi progetti, tra cui un duo con un contrabbassista, un altro duo con un chitarrista cantautore, insomma ci sono tante cose che bollono in pentola e mi diverto con la musica nella vita. Quando hai cominciato a fare musica, Angelica? Probabilmente da piccolissima davanti allo specchio mentre mi pettinavo, mi lavavo i denti, però in realtà appunto più seriamente verso i 17-18 anni, quando ho preso in mano una chitarra e ho cominciato a scrivere le mie canzoni. Precedentemente già suonavo, cantavo in ambiti un po' più di cover, insomma musica di altri. Poi ho capito che la mia strada era scrivere e lì effettivamente è cambiata la mia percezione nei confronti della musica e di quello che voglio fare e si è aperto un mondo. E sei arrivata fino a qua, quindi scrivi musica in italiano e anche in inglese. Qual è il tuo sound? È un pop rock cantautorale, però con tante influenze che possono andare dal pezzo più divertisement a quello un po' più puncheggiante, al valzerino, al pezzo più tanghero. Mi piace spaziare e scrivere quello che mi viene senza pensarci troppo, ecco. La classica domanda a un cantautore o un autore in generale, da dove viene la tua ispirazione? Allora, in passato ti avrei detto probabilmente dalle situazioni più arrabbiate, quindi dalle frustrazioni, dalla rabbia da esprimere in qualche maniera, appunto utilizzare la musica come detonatore, benché io sia una persona molto vivace, sorridente, però quello era un po' uno sfogo. Adesso c'è più un discorso di riflessione su quello che viviamo, la vita in generale, le esperienze, non c'è niente di specifico, però magari insomma sono un po' più calma. Senti Angelica, il classico romanticismo della musica italiana c'è nei tuoi pezzi? Sì, però non ho mai scritto la parola amore in una canzone e quindi questa è una cosa un po' particolare. In inglese love lo dico, in italiano non lo so perché, eppure io sono molto innamorata, quindi insomma probabilmente non riesco a esprimerlo così con la musica in maniera felice come lo faccio nella vita, però arriverà anche la parola amore. Sì. E la parola rivoluzione? Rivoluzione nelle canzoni, forse qualcosa di simile, però non proprio la parola rivoluzione, ce ne sono di molto arrabbiate e anche ribelli in senso positivo, ce ne sono rivoluzione in senso di costruzione, c'è. E la parola lavoro? Lavoro, sì, sicuramente adesso dovrei fare uno screening dei miei testi. La parola lavoro, c'è una canzone che tratta proprio un'esperienza lavorativa, si chiama Mercenaria, però aveva a che fare con l'ambito diciamo enogastronomico, quindi non aveva niente a che fare con qualcosa di volgare, diciamo. È stata un'esperienza bella che però mi ha lasciato appunto delle cose da scrivere. E comunque la musica per me è vita, amore e lavoro e mi piace riuscire a trasformare la mia passione in lavoro, quindi comunque c'è sempre il lavoro ma visto come una cosa bellissima da vivere con allegria, benché sia molto difficile perché comunque ogni giorno mi scontro con delle difficoltà che sono le stesse di tutti i lavoratori, con difficoltà alle volte magari insormontabili, però vado avanti comunque e con il sorriso perché è un lavoro bellissimo la musica. Prima parlavi delle difficoltà, non posso non farti questa domanda, essendo tu una donna, una giovane donna, nel mondo
mondo della musica, com'è essere donna, che cosa vuol dire, quali sono appunto le difficoltà che incontri, se ci sono delle discriminazioni anche. Ma diciamo che ci sono delle donne bravissime, però appunto riuscire a essere percepita come un artista, quello è difficile perché nella mentalità generale l'artista, il musicista è uomo. Quindi se una donna riesce ad arrivare proprio a livelli eccellenti è impossibile non riconoscerla come tale. Poi dall'altro canto ci sono sempre delle coincidenze magari ogni tanto spiacevoli, come fraintendimenti che si creano proprio per un discorso di mezzucoli vari, che appunto uomo-donna, no? E cose un po' spiacevoli, però che capitano a tutte in ogni ambito. Nella musica probabilmente il musicista è più uomo, quindi sono capitate le cose e io fortunatamente ho la corazza addosso, quindi non mi sono mai invischiata in cose difficili e strane da gestire. Angelica Lubian, vuoi suonarci un pezzetto di una tua canzone adesso qui? Per chi non vedrà il concerto, non ascolterà il concerto, allora sentiamo Angelica Lubian, che cosa ci suoni? Allora, penso che farò Nosferatu, che è una canzone appunto di quelle un po' arrabbiate, però con una vena sempre ironica, perché mi piace prendere alla leggera anche le difficoltà, appunto come ti dicevo prima, e si chiama Nosferatu, parla di questo principe della notte che però al mattino vedrà il sole, quindi insomma sarà una situazione difficile per lui. Nosferatu. Le bonjour, on le voit depuis le matin, on le voit depuis le bonjour, on le voit depuis le matin. Nosferatu, hai frugato per scoprire le debolezze, infilandoti irresistibile. La ragazza vuole troppo, dolci labbra, più ne parlo meno dico non rispondo. Morso dopo morso arriva marzo, morso dopo morso io mi alzo, ti divoro e mi rigenero al buio, mi conduci sopra il monte degli ulivi per estrarre l'essenza vitale, razziando il respiro, scrutando le vene, porto sempre con me un paletto di legno di frassino da conficcare nel cuore, mentre allestisci l'altare. Splende il sole sui miei cipressi, le bonjour on le voit depuis le matin, on le voit depuis, il buongiorno si vedrà dal mattino. Le bonjour on le voit depuis le matin, on le voit depuis, il buongiorno si vedrà dal mattino. Brava, bravissima, bravissima. Mini, Angelica Lubian, grazie per essere stata qui con noi e buon concerto, come si dice in questi casi? In bocca al lupo. Viva il lupo. Grazie a te, ciao. Angelica Lubian, una cantautrice, giovane cantautrice, abbiamo visto l'intervista che abbiamo realizzato poco prima del concerto del 1° maggio, si tiene qui al Parco Sant'Artemio a Treviso, alla Fiera Quattro Passi, proprio all'ingresso c'è il palco del concerto, il tema di oggi della fiera è il 1° maggio, anzi, quindi uguale lavoro, uguale festa del lavoro e dei lavoratori, e quindi non possiamo che parlare anche di lavoro oggi. In questa ultimi 20 minuti di diretta streaming di Radio Quattro Passi vedete qui accanto a me due giovanissime ragazze di quasi 17 anni. Le do il benvenuto a Beatrice, ben trovata. Grazie. E a Sara, alla mia destra. Salve.
Ben trovata. Loro sono qui con la maglietta della Fiera Quattro Passi, potete vedere, perché stanno facendo un'esperienza di alternanza scuola-lavoro, sono alla loro prima esperienza, fanno parte del liceo Duca degli Abruzzi di Treviso e danno una mano, diciamo così, alla Fiera Quattro Passi. In che modo? Che tipo di collaborazione state offrendo alla fiera, Beatrice? Offriamo aiuti in vari settori come l'ufficio stampa, per esempio oggi noi siamo stati in ufficio stampa, oppure in accoglienza, infopoint. Solitamente facciamo ciò che ci chiedono. Io per esempio oggi sono stata anche commessa da altro mercato e ho aiutato. Comunque quando vedi le persone ti chiedono qualcosa, sei sempre là disponibile e cerchi di aiutarli anche se magari non sai proprio tutto, però ci provi. Ma ci vuole una grande flessibilità, Beatrice, anche un po' di faccia tosta. Sì, diciamo di sì, perché alla fine non è da tutti provare così, buttarsi, vedere come va, ci provi. Lo stesso si può dire anche per questa piccola performance ai microfoni, Sara. A 17 anni venire a un microfono, raccontare la propria esperienza non è facile, grande flessibilità, e forse questo proprio vi insegna questa esperienza, Sì, vero? anche secondo me, perché ti butta un attimo nel mondo del lavoro, riesci anche a capire che cosa ci sta dietro, soprattutto una cosa così grande come questa fiera, come viene organizzata. Io ho passato la maggior parte del tempo qui in ufficio stampa e mi è piaciuto molto, sia perché comunque è un ambito in cui mi rispecchio molto perché mi piace, e comunque mi sono accorta di appunto tutta l'organizzazione che sta dietro a questa fiera e che viene gestita da tutte queste persone che comunque cercano di far conoscere questa fiera anche tipo per esempio nel mondo dei social, che diciamo adesso è quello che va di più e che la gente segue. Quindi voi vi siete occupati anche di promuovere la fiera sui social? E come sta andando? Quali sono le difficoltà? Beh, oddio, le difficoltà diciamo che in realtà è molto anche divertente perché sperimenti una cosa nuova, però devi sempre trovare magari qualcosa che può attirare l'attenzione, creare trovare dei momenti in cui c'è tanta gente, cercare di far capire che comunque qui ci sono tante cose, tanti stand con tante cose diverse, tante persone diverse, e fai conoscere un'altra realtà. Beatrice, conoscere il mondo del lavoro attraverso un'esperienza come questa. A proposito, quante ore fai tu? Con questa esperienza circa 30-35 ore di alternanza. Bene, quindi conoscere il mondo del lavoro attraverso un'esperienza come questa ti dà anche la possibilità di venire a contatto con tante realtà diverse, tante realtà anche lavorative, perché qui gli espositori sono tutte persone, aziende piccole e grandi che producono, che promuovono, che organizzano. Ti dà anche forse un po' una bacchetta del rabdomante per trovare il tuo futuro. Tu già hai pensato a cosa vuoi fare dopo e come questa esperienza ti può dare degli elementi in più per riflettere? Certo, e ci sono varie bancarelle come anche quella dei medici dell'Africa che sono molto interessanti. Io come lavoro vorrei fare appunto il medico, quindi è interessante anche vedere anche gli infermieri che sono qua, che sono sempre attenti e controllano se le persone stanno bene. Però anche ci sono altre bancarelle, sia come quelli del miele, di cibo e cose biologiche sempre, sia giocattoli, vestiti, case per gli uccellini, e sono tutti molto interessanti perché vedi come lavorano, e anche quelli del sapone che ti fanno scoprire sempre cose nuove. Sara, invece per te questa esperienza ti sta dando degli elementi in più anche per riflettere sul tuo futuro? Sì, sicuramente, appunto perché io magari faccio anche un indirizzo più umanistico, come avevo già detto ieri. Mi piacerebbe anche lavorare in quest'ambito appunto dell'ufficio stampa, perché appunto anche con i giornalisti. Questa fiera mi sta insegnando molto appunto anche sull'organizzazione, sto cercando di capire come funziona, come si gestisce una cosa così grande, e riuscire a vedere come tutti quanti riescono comunque a comunicare, a organizzarsi è molto importante, perché ti rendi conto di tutto il lavoro che c'è dietro e non è facile gestire tutto quanto. I vostri compagni come hanno visto la vostra esperienza qui di alternanza scuola-lavoro?
molti miei compagni di classe mi hanno detto ma perché vai, perdi tempo, tutto così, però alla fine all'inizio io non ero totalmente sicura, ho detto non so neanche cosa vado a fare, però è da 3 giorni che sono qua, tutto il giorno più o meno, e devo dire che mi piace molto stare qui in mezzo alle persone, anche vedere come sono organizzate e conoscere nuovi ragazzi, nuove attività, è bello. Io lo consiglio sinceramente agli altri ragazzi. E tu Sara? Anche i tuoi compagni erano molto scettici, Sì, ho cercato di coinvolgere qualcuno, tipo qualche mia amica in classe, ma tutti quanti erano un po' non molto sicuri di questa esperienza. Anche io non conoscevo, è la prima volta che io sono qua a Fiera Quattro Passi, però appunto è vista come una cosa un po', come diceva lei, una perdita di tempo, invece in realtà ti rendi conto di tante cose che puoi imparare qui, appunto cambiando anche tutor ogni giorno. Io sono stata con 2 tutor in particolare che mi hanno spiegato tantissime cose, però oltre a quello anche ho girato per tanti stand e quindi ti rendi conto di come vengono gestite le cose, ecco. Allora Beatrice e Sara, grazie per la partecipazione e grazie anche per questa collaborazione alla Fiera Quattro Passi. Grazie. Noi proseguiamo, siamo quasi alle battute finali di Radio Quattro Passi del 1° maggio e torniamo alla musica, perché il 1° maggio è la festa dei lavoratori ma anche la festa della musica tradizionalmente. Elena Mattiuzzo ha intervistato uno dei 3 ospiti del concerto di oggi, uno dei 3 protagonisti del concerto di oggi qui a Treviso, Zibba. Ascoltiamo e vediamo insieme l'intervista a Zibba. Grazie Patrizia, e abbiamo anticipato quindi proprio l'intervista, come dici bene tu, con Zibba, che chiude in realtà il concerto del 1° maggio qui in Fiera Quattro Passi con CGIL Cisle Will, e quindi i tempi non ci permettevano di averlo in diretta, ma ci fa piacere ospitarti e poi andremo ad ascoltarti intorno alle 18:30. Zibba, intanto benvenuto a Treviso in Fiera Quattro Passi. Grazie per l'invito, sono molto felice di essere. Eri mai stato qui? A Treviso sì, ma non alla fiera, quindi è la prima volta. Quindi ti chiedo subito, così a caldo, cosa te ne pare? Beh, che ho decisamente voglia di girarla tutta, ancora non l'ho fatto, ma per quello che ho visto finora mi sembra molto molto bella e completa, ci sono tantissime cose, c'è la parte sociale, c'è una parte di divertimento, ci sono tanti bambini, è bello. Bene, ci fa piacere averti qua, e anche che CGIL Cisle Will abbiano deciso di chiudere proprio con Zibba e con i suoi musicisti. Attivo dal 2003, il primo disco è datato 2003, una bella carriera importante in questi anni. Raccontaci un po' com'è il tuo sound, che varia un po' tra il roots rock e il cantautorato italiano, al quale anche un po' ti ispiri e che tra l'altro anche produci, poi magari ne parliamo. Sì, beh, sai, il suono di questo gruppo è in continua trasformazione con i vari dischi che facciamo. Come dici tu, insomma, il primo è del 2003 e questo che stiamo facendo adesso è l'8º, e quindi è un 8º album che ha poco a che fare con il primo e con gli altri 7 prima comunque, perché ogni volta cerchiamo di andare dietro a quello che sono, insomma, innanzitutto i nuovi componenti della band, che magari cambiano di volta in volta, e secondo anche quello che è il gusto personale mio, insomma, che cambia fortunatamente durante gli anni. Questo disco è un disco molto particolare, questo che sta uscendo. Muoviti Svelto è il disco appena l'ultimo disco di Zibba, il prossimo invece in autunno, perfetto. Raccontaci un po' com'è l'ultimo, Muoviti Svelto, e poi magari cosa cambia invece rispetto a quello che è in lavorazione in questi mesi. Muoviti Svelto è un album che è stato fatto a più riprese, ma registrato fondamentalmente in Spagna, cercando un suono molto vintage e anche molto scuro. Questo nuovo album parte dalle ceneri comunque di questo ultimo lavoro, e invece come ti dicevo ha uno sguardo sicuramente più sull'attualità a livello di suoni, ma è anche un po' più menefreghista nei confronti della classifica, se vuoi. È un album molto personale, insomma, costruito in 2 anni, a cui sono veramente tanto legato. Quindi un po' più audace, se non badi alla classifica, come dici tu, e magari invece poi ti stupirà, chi lo sa. Cosa vuol dire quando dici un po' più attuale a livello di suoni? Che tipo di ricerca hai fatto, quindi? Ma c'è stata semplicemente un po' meno ricerca del suono vintage e un po' più ricerca di un suono pulito e molto chiaro, meno confuso. Quello, insomma, è una particolarità di questo disco, di avere pochi suoni molto in evidenza. Ecco.
Ziba, tu hai vinto anche molti premi, soprattutto Target Enco. Che cosa significa vincere un premio che ha tra l'altro dietro un nome così importante per la musica cantautorale italiana, e poi vanti anche tante collaborazioni, insomma, nel tuo percorso musicale, nelle tue produzioni. Ecco, cosa significa anche questo? Collaborare con altri artisti, che non è sempre così facile e scontato. Ma la collaborazione per me è fondamentale, nasce nel momento in cui uno sale sul palco con una band, quindi con altri musicisti con i quali condivide qualcosa. A me piace l'idea che una voce che non è la mia possa cantare mie parole dandogli un'interpretazione differente, quindi mi piace ospitare spesso cantanti nei miei dischi, colleghi più o meno noti, non per forza famosi, ma sicuramente la collaborazione è una parte fondamentale del mio lavoro e del mio modo di fare musica. E la domanda da prima? Cosa significa ricevere un premio? Poi è sempre un po' contraddittorio se vogliamo ricevere un premio, e ha anche una responsabilità però, se vuoi, dietro, no? I premi sono una bellissima cosa, io li considero una pacca sulla spalla da persone che ti hanno accompagnato, che ti stanno cercando di accompagnare un passo più avanti, quindi quando ti danno il premio come miglior album dell'anno, io credo, insomma, sarei stupido a pensare che davvero il mio disco è il più bello dell'anno, però che quell'anno hanno deciso di premiare me è una bella cosa, insomma. Senti, tu sei anche un autore e all'ultimo Festival di Sanremo eri presente proprio con 2 brani e hai portato sul palco 2 grandi artisti. Sì, ma la mia carriera di autore è molto florida, succedono un sacco di cose. Sì, quest'anno ero sul palco con Marco Masini, che ha cantato questa canzone, si intitola Spostato di un secondo, che sta andando anche molto bene, e sono 3 le canzoni che ho nel disco di Marco, quindi sono felice di aver collaborato con lui e di poterlo annoverare fra una delle persone migliori che ho conosciuto nella mia vita, quindi felice di essergli amico. E condivido. La canzone è quella cantata da Giulia Luzzi e Rage in coppia, un brano scritto con Luca Chiaravalli e Antonio Iammarino, molto divertente, e con lo stesso Rage, scusa, che ha scritto la sua parte di rap. Devo dire che è un brano che anche questo sta andando molto bene in radio, al festival ha stupito ed è uscito dalla classifica quasi immediatamente, ma sta reggendo la classifica radiofonica, quindi vuol dire che il brano ha convinto. Poi sai, per me è talmente bello, è un gioco questo di scrivere per gli altri, per cui tutto ciò che arriva è un dono, certo. Spiegami proprio la differenza, cioè tu chiaramente interpreti anche i tuoi brani e vai sul palco, quindi fai uno show, uno spettacolo con Ziba e con i tuoi brani, con i tuoi musicisti, però vedi anche gli altri artisti che appunto portano brani tuoi su altri palcoscenici, magari anche al successo. Qual è la differenza? Sono 2 cose diverse, immagino. Sì, la differenza è tantissima, è normale, le canzoni che scrivo per me parlano di me, tendenzialmente prevedono di mettere in gioco un'emotività molto personale, molto intima, a volte anche espressa non per forza in maniera chiara e comprensibile da tutti, però sicuramente quel tipo di sentimenti, anche i più hard, vengono fuori. Quando scrivo per altri, quindi cerco di essere educato come quando si va in casa d'altri, si porta un dono, si cerca di non parlare di argomenti sconvenienti e si fa il bene della persona che poi canterà questo brano. Per me è molto bello sapere di avere la possibilità a volte di cucire un brano addosso a una persona che poi lo canterà. Mi piace sapere di saperlo fare e questa è una cosa molto importante. Comunque il lavoro dell'autore mi piace tantissimo, è proprio quello il lavoro dell'autore e quello del produttore sono i 2 aspetti che amo di più del mio lavoro. E allora l'hai appena citato, parliamo anche del tuo aspetto da produttore, raccontaci un po' chi stai producendo magari in questo momento e cosa significa o com'è la situazione del panorama musicale nazionale per magari giovani che intraprendono anche questa carriera. La situazione credo che sia sempre un po' la stessa, chi ha veramente molto talento riesce a fare i suoi passi, chi ne ha meno sta un po' più indietro, questa è la storia della musica, di tutto quanto. Quest'anno ho prodotto diverse cose, ora sta uscendo un disco di una cantautrice toscana che si chiama Giulia Pratelli, che è il suo in realtà secondo lavoro molto molto bello, un disco che vi consiglio, che si intitola Tutto Bene. Sto per iniziare a produrre il disco di Vittorio Descalzi, che è un nostro vanto, insomma, cantante, autore, musicista dei New Trolls, storico, che ha deciso di fare una carriera solista, un disco solista, quindi sono molto felice di essere produttore di questo album. Ho coprodotto il disco di Diego Esposito, un cantautore toscano molto bravo, sto producendo una band che si chiama Seawards di Imperia, della Liguria, che cantano in inglese, sono molto giovani e tendenzialmente cerco di investire il mio tempo su ragazzi che hanno
qualcosa da dire e che credo possano aver bisogno magari di qualche consiglio o soltanto di un aiuto. Tra musicista, autore, produttore, non so il tempo dove lo trovi, ma insomma ce la fai a ricavartelo. Senti, da quest'anno sei anche il presidente di un premio Bindi, ce lo racconti un po'? Il premio Bindi è un premio storico ligure che si tiene a Santa Margherita Ligure, appunto è dedicato a Umberto Bindi, che è uno dei personaggi fondamentali della storia del cantautorato italiano, e ovviamente essere direttore artistico di questa manifestazione per me è un onore. L'ho vinto nel 2011 e quindi sono felice di tornarvi in questa veste. Cercherò di fare il meglio per questo premio, di mantenere insomma quanto più possibile la tradizione alta e di portare un po' di novità. Bene, Ziba, senti, la forza poi tua e dei tuoi musicisti è proprio il live, sono proprio i concerti. Cosa ci proponi oggi qui in Fiera Quattro Passi, il concerto del 1° maggio dei sindacati? Innanzitutto è la prima uscita ufficiale di questa nuova formazione che sta lavorando al disco. Veniamo a battesimo quindi oggi. Battesimo per questa nuova formazione che vede la new entry al basso elettrico Dario Ciffo, storico violinista degli After Hours, nonché chitarrista, nonché leader dei Lombroso e di tanti altri progetti, che ha deciso di seguirci, di suonare il basso con noi. Bene, cosa dobbiamo aspettarci? Un bel concerto. Sì. Grazie Ziba, grazie, a dopo. A voi, grazie. Patrizia, ti restituisco la linea. Ziba e i suoi musicisti chiuderanno il concerto quindi del 1° maggio qui in Fiera Quattro Passi, quindi anche per chi ci sta seguendo in streaming intorno alle 18:30 vi aspettiamo al palco principale all'entrata della fiera. Grazie e più tardi. Grazie della linea Elena, e siamo di nuovo qui in diretta per chiudere questa diretta di 2 ore, questa non stop di Radio Quattro Passi alla Fiera Quattro Passi, e alla mia destra, alla mia sinistra ho 2 delle anime di questa fiera, appunto Elena Mattiuzzo, ben trovata. Ben trovata Patrizia. E Lisa Barbon. Ben trovata Patrizia. Ufficio stampa, comunicazioni, organizzatrici, factotum, si può dire, di questa Più o fiera. meno. E sono qui non solo per salutarci, per salutarvi, ma anche per ricordarvi i prossimi appuntamenti. Elena. Sì, torniamo prossima settimana, la diretta streaming sempre dalle 15 alle 17, sia sabato 6 che domenica 7 di maggio. In particolare il prossimo fine settimana sarà importante anche per la presenza del Ministro per l'Ambiente Gianluca Galletti, che sarà in fiera a partire dal mezzogiorno di sabato, rimarrà qui alcune ore, aprirà il convegno che inizierà alle 15 nell'auditorium qui della provincia, dal titolo "Stiamo facendo un buon lavoro", e faremo il punto sul commercio equo e solidale. Ci sarà la presentazione del report di Equo Garantito, quindi il report sul commercio equo nazionale, e insomma molte altre novità e soprattutto la presenza del Ministro, quindi la cosa importante da segnalare è un po' questa. Infatti il tema del 6 maggio, quindi del prossimo appuntamento della fiera, è la sostenibilità, mentre il tema centrale del 7 maggio è l'innovazione. Invece con Lisa volevo ricordare tutti i vostri contatti, i contatti di questa fiera, come è possibile vederla, seguirla, eccetera. Sì, quindi seguiteci soprattutto su Radio Quattro Passi, come diceva Elena, quindi hashtag radioquattropassi.org, su Facebook, su quattropassi.org e sul sito internet www.quattropassi.org. Mi raccomando, sabato e domenica prossima venite, soprattutto perché ci sarà un'ampissima offerta culturale e più di un centinaio di espositori interessanti da visitare. E allora da Radio Quattro Passi del 1° maggio è tutto, chiude qui questa Patrizia diretta. Pallara di Radio Articolo 1, grazie davvero di essere stata con noi. Grazie a voi di questa opportunità, grazie, e l'appuntamento naturalmente al 6 maggio. Ok.